Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, anche quest'oggi insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca della giornata, gli aggiornamenti e gli approfondimenti su quelle che sono le principali tematiche di attualità. Parleremo di incendi che cominciano a preoccupare anche il Veneto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, dalla pineta di Bibbione ma anche altri focolai che sono divampati in altre aree verdi della regione, ma poi parleremo anche di politica, delle febbrili trattative in corso in vista del discorso di domani del Premier Draghi in aula, ed ancora la situazione della Marmolada sulla quale si sta allargando il grande crepaccio che si è evidenziato domenica. E nel frattempo la nostra regione si prepara anche alle esequie, ai funerali delle vittime del drammatico crollo del seraco di ghiaccio di domenica 3 luglio. E cominciamo quindi subito con la cronaca, perché c'è la notizia di un dramma che si è consumato in provincia di Treviso, dove una ragazza di 22 anni è morta per collasso dei polmoni, un collasso del tutto simile a quello che si verificava nei pazienti Covid della prima ondata nel 2020. Per capire che cosa sia accaduto, l'ULSS 2 ha disposto un accertamento diagnostico. Sentiamo. L'ULSS 2 ha disposto un riscontro diagnostico sul caso di Lisa Mason, la giovane 22enne deceduta la notte tra domenica e lunedì al Cafoncello di Treviso. La ragazza soffriva di problemi respiratori da alcuni giorni, l'arrivo in ospedale quando la situazione si era fatta più critica con l'ambulanza. Per la giovane però era già ormai troppo tardi, i polmoni collassati ne hanno provocato la morte. Dopo poche ore a nulla è servito l'intervento dei medici. Una morte che potrebbe essere legata ad una forma molto grave di Covid. Ora sarà il riscontro diagnostico che sarà eseguito nelle prossime ore a confermare l'eventuale positività al virus e chiarire la causa dei gravi danni ai suoi polmoni. Le radiografie avevano evidenziato danni molto simili a quelli capaci di causare il Covid nella prima ondata, quando il sintomo più comune tra i pazienti ospedalizzati era proprio la fame di aria. E una ragazza di 37 anni è morta improvvisamente al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia, accaduto domenica scorsa. Sentiamo. Una 37enne di Chioggia è morta un'ora dopo il suo arrivo in pronto soccorso la scorsa domenica 17 luglio. Federica Fabris è deceduta improvvisamente mentre si trovava in sala d'attesa del pronto soccorso di Chioggia, dove si era recata spontaneamente perché si sentiva poco bene. La donna accusava dolori in varie parti del corpo. Il decesso è stato istantaneo e per lei non c'è stato più niente da fare. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte, pertanto l'ULSS 3 ha disposto per oggi un riscontro diagnostico per capire le ragioni dell'improvvisa scomparsa. E ancora cronaca, ci sono delle novità per quanto riguarda la rapina al Portavalori a Campo d'Arsego. I banditi sono fuggiti con un bottino ingente. Sentiamo. Hanno aspettato l'arrivo del furgone portavalori e appena la guardia giurata è scesa per consegnare il denaro alla banca, uno dei banditi ha puntato la pistola e si è fatto consegnare il denaro. Rapina a mano armata questa mattina alle 8 alla banca di credito cooperativo di Via Lovati a Reschigliano di Campodarsego. 2 banditi con il volto coperto sono entrati in azione a colpo sicuro. In pochi minuti si sono fatti consegnare il denaro e poi sono scappati. Un bandito ha agito mentre l'altro aspettava in macchina. Le guardie giurate non hanno posto resistenza e hanno subito allertato i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere della banca e stanno indagando. Al momento non è ancora stimato il bottino, ma si presume sia di diverse migliaia di euro. Sono in corso poste di blocco per rintracciare l'auto dei rapinatori.
E torniamo sul dramma che si è consumato ieri mattina nel Padovano, l'incidente mortale, il doppio incidente mortale a San Pietro in Gu. Le vittime sono 2 lavoratori di una cooperativa specializzata nella lavorazione di carni di Mantova. Sentiamo. Stavano andando al lavoro, avevano avuto un incarico in un'azienda di carni di San Pietro in Gu. Erano partiti molto presto da Mantova ma hanno perso la vita a pochi chilometri dalla loro meta. Samuel Ofori, 28 anni, ghanese, era la guida. Gurpreet Singh, 36 anni, indiano, era seduto al suo fianco. Entrambi hanno perso la vita ieri mattina all'alba nell'ennesimo incidente mortale avvenuto in pochi mesi lungo la strada Postumia 53. I 2 abitavano a Mantova ed erano dipendenti di una cooperativa mantovana specializzata nella lavorazione delle carni. Ieri mattina stavano andando a San Pietro in Gu. Durante una manovra di sorpasso si sono scontrati con un camion che proveniva dal senso opposto di marcia. Alla guida un autotrasportatore di Miane è rimasto illeso. L'uomo ha cercato in tutti i modi di evitare l'impatto con il furgoncino dei 2 lavoratori, ma per ragioni al vaglio dei carabinieri la manovra di rientro è stata fatta troppo tardi. L'impatto inevitabile ha scaraventato a bordo strada il mezzo, che si è trasformato in un groviglio letale di lamiere. Per Samuel e Gurpreet non c'è stato nulla da fare. In 2 mesi sono 7 le vittime lungo la Postumia 53. Settimana scorsa ha perso la vita Chelsea Morsoletto, 28enne di Grantorto, e lo scorso 20 maggio la tragedia dei 4 braccianti agricoli morti in uno schianto mentre tornavano dopo una giornata estenuante di lavoro nei campi. E dramma sul massiccio del Grappa. Ieri nel tardo pomeriggio un ciclista tedesco 60enne durante un'escursione in mountain bike lungo il sentiero 153 in territorio comunale di Pieve del Grappa è caduto e ha perso la vita. L'uomo era in gita con 2 amici impegnati nella specialità downhill. Procedevano in discesa lungo lo sterrato. All'improvviso, all'altezza di un tornante a oltre 1000 metri di quota, l'uomo ha perso il controllo della bicicletta ed è precipitato in un dirupo per alcune decine di metri. I compagni hanno subito dato l'allarme. Sul posto l'eliambulanza ed il personale del soccorso alpino. Quando sono però arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era già nulla da fare. I soccorritori hanno provveduto al recupero della salma, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. E la cronaca ora ci porta nel vicentino bancarotta ed autoriciclaggio. Un imprenditore è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, sequestrati beni e disponibilità finanziarie per 800.000 euro. Le Fiamme Gialle di Vicenza eseguono un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di un imprenditore vicentino che nel tempo avrebbe rivestito la carica di amministratore di diritto e di fatto di 5 società soggette a procedure concorsuali fallimentari. L'imprenditore è accusato di bancarotta fraudolenta documentale e di distrazione dell'attivo patrimoniale con l'ipotesi di autoriciclaggio in relazione a cessioni di beni immobili derivanti da precedenti reati di appropriazione indebita illecitamente finalizzate ad ostacolarne la loro provenienza. Al termine delle indagini il danno patrimoniale è stato quantificato in 290.000 euro. L'autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro di terreni e fabbricati per un valore di circa 800.000 euro, di cui l'indagato avrebbe acquisito la proprietà tramite una società di cui è risultato amministratore di fatto. La Procura della Repubblica ha disposto perquisizioni in provincia di Vicenza, nelle abitazioni riconducibili all'imprenditore e nella sede della società di cui è risultato amministratore di fatto. Ed ora parliamo degli incendi che stanno creando non pochi problemi anche nella nostra regione, in modo particolare quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile in Veneto, lo sottolinea il governatore Zaia, che scrive: con i nostri insostituibili volontari antincendio boschivo, che ringrazio per l'abnegazione, sono stati impegnati appunto su tanti fronti, da Bibione, dove anche oggi continua l'attività di presidio per fumaioli sparsi nella notte, alla Mon nel Bellunese, a Pescantina sul lago di Garda, a Punta Sabbioni, a Teolo. Il gran caldo durerà ancora a lungo e per questo il Presidente della Regione rivolge un appello a tenere comportamenti molto prudenti a tutti i frequentatori di boschi, sentieri, pinete e di ogni luogo che possa essere a rischio incendio. Temo infatti, dice Zaia, che la battaglia possa essere ancora lunga e serve l'aiuto di tutti, a cominciare da tutti
noi cittadini. Ognuno infatti, prosegue Zaia, può dare il suo contributo per evitare lo svilupparsi di un focolaio. Si continui quindi in tranquillità a frequentare i luoghi prescelti, ma utilizzando il buon senso, rinunciando quindi, se sulla propria strada si trovano volontari appunto dell'antincendio boschivo o vigili del fuoco in attività, evitando il crearsi di gruppi di curiosi, non parcheggiando l'auto incandescente dopo un viaggio sopra superfici arboree secche, non gettando a terra mozziconi di sigaretta, nemmeno se si è sicuri che questa sia stata spenta bene. Sono tutti quindi piccoli accorgimenti: non utilizzare i tradizionali barbecue, se lo si fa, avere poi naturalmente particolare cura di spegnere molto bene tutto con abbondanti liquidi. Sono norme importanti di comportamento, proprio perché il rischio incendi in questo momento di grandissima siccità e caldo è particolarmente elevato. E proprio per parlare degli incendi, in particolare di quello che ha maggiormente preoccupato in Veneto nelle ultime giornate, quello cioè della pineta di Bibbione in zona Faro, abbiamo in collegamento Flavio Maurutto, sindaco di San Michele al Tagliamento. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, innanzitutto le chiedo quali sono gli ultimi aggiornamenti sul fronte del rogo. Abbiamo visto che purtroppo ieri c'è stata anche una ripresa, no, delle fiamme, e quindi un nuovo pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco e tutti coloro che sono impegnati nel monitoraggio di questa zona della pineta di Bibbione. Sì, questa situazione di ieri pomeriggio è stata una situazione sinceramente che non pensavamo potesse più ricapitare. In realtà poi c'è stato questo, ci ha spiegato anche i vigili del fuoco in particolare, che c'è ancora la temperatura del sottobosco è molto alta, quindi c'è ancora qualche residuo rischio. Comunque anche ieri, grazie all'intervento degli elicotteri, è stato spento prontamente, quindi non ha avuto sicuramente la portata e i danni con l'incendio che si era creato in precedenza. E la situazione oggi, stanotte, è sicuramente sotto controllo. Ci sono ancora questi piccoli fumaioli, come aveva prima ricordato anche il presidente Zaia, che in qualche modo sono monitorati dai volontari, a cui va tutto il nostro ringraziamento della Forestale, e quindi grazie al loro intervento anche stanotte hanno presidiato la zona. E il fatto che ci sia ancora questo residuale rischio necessita di un presidio costante ancora per qualche giorno, e quindi questo di fatto è un ulteriore problema, e questo purtroppo limita anche la visibilità di quei luoghi, almeno noi abbiamo ipotizzato almeno fino a giovedì, venerdì. Questi saranno i giorni in cui presumiamo che si possa riaprire il tutto. Ricordo che lì c'è stato anche un piccolo problema legato all'incendio di una parte, una piccola porzione del pontile che collega Lignano. Grazie anche qui all'intervento della Forestale, grazie all'interessamento anche della vicepresidente regionale e anche dell'assessore Bottacin, abbiamo in qualche modo, grazie all'abilità dei forestali, lo stanno già ripristinando. Hanno iniziato già ieri mattina e in settimana presumo sia completato, e quindi per sabato noi presumiamo che anche il collegamento attraverso questo traghetto tra Bibbione e Lignano possa riprendere in tutta continuità come nel passato. La situazione è sicuramente stata, a mio avviso, determinata dalle sterpaglie che in qualche modo collegate alla trebbiatura di frumento, di questi campi di frumento che erano lì in prossimità. Da lì è partito questo, a mio modesto avviso, è partito l'incendio, che poi si è propagato anche nella pineta. Credo che purtroppo, essendo pini molto alti, l'intervento efficace è stato quello, sicuramente i vigili a terra hanno lavorato, i volontari hanno lavorato, però l'efficacia vera oltre agli elicotteri che in qualche modo con le loro ceste portavano acqua, coprivano d'acqua questo incendio, però poi lo spegnimento totale è avvenuto grazie al Canadair, che è arrivato qualche ora dopo.
È un problema da affrontare con maggior convinzione, perché la pineta nel caso specifico di Vivione è qualcosa da tutelare, ma è qualcosa anche di pregiato. Per noi equivale di fatto a un monumento della nostra città. Ce lo riconoscono non solo i residenti, non solo gli imprenditori, ma lo riconoscono anche i turisti. Quindi sarà nostra cura, insomma, garantire il più presto il ripristino di questa parte che in qualche modo è stata devastata dall'incendio, e anche garantire una maggior possibilità di tutela, tentando anche di inserire determinati accorgimenti. Mi riferisco ad esempio ad un sistema di monitoraggio diverso rispetto a quello che attualmente non c'è, con sensori o con altre formule, o altri meccanismi che consentono di poter attenzionare meglio quella zona, ma credo anche di tentare anche visto che in qualche modo poi le attività agricole si avvicinano molto alla parte relativa delle pinete, di cercare di interrare fin da subito questi spazi che in qualche modo possono diventare dei veri e propri fuochi che in qualche modo hanno poi prodotto, secondo me, l'incendio di questi giorni. Quindi cercare, Sindaco, mi scusi, di fare una sorta di cordone di sicurezza, diciamo, a ridosso della pineta, spostando quindi le lavorazioni agricole un po' più a monte, in questo intende dire? Intendo dire anche questo, perché di fatto, se noi consideriamo oggi la parte oggetto dell'incendio, diciamo sui 40 ettari ci sono 30 di terreni agricoli in proprietà privata. Noi dobbiamo trovare un accordo con i privati per garantire al meglio queste pinete, e eventualmente anche quando dopo la lavorazione agricola vanno in qualche modo arati subito questi campi, in modo tale da evitare che ci possano essere, diciamo, potenzialmente delle zone facilmente incendiarie. Certo, da eliminare tutta quella sterpaglia, diciamo, no, che abbiamo visto, quella paglia secca che in condizioni come quelle di siccità, come quelle attuali, di caldo come quello di questo periodo, diciamo, basta davvero poco per scatenare, no, un incendio di queste proporzioni. Assolutamente, io credo che si vede benissimo anche dalle foto aeree che è partito dai campi e in qualche modo i tizzoni sono sparsi un po' nella pineta. Io credo che poi anche certe precauzioni, come prima diceva il Presidente Zaia, in riferimento alle attenzioni che devono avere i turisti e anche, diciamo, chiunque ci passi da quelle zone, ci devono essere, insomma, anche stavo ipotizzando, come c'è il divieto di fumo nella spiaggia di Vivione, ipotizzare anche una specie di divieto di fumo in quelle zone lì, perché è talmente, con questo secco, con questa siccità attualmente, tutto diventa, con questo sottobosco così secco, tutto diventa, gli incendi possono partire da un momento all'altro, e non ho dubbi che secondo me ci siano derivate probabilmente da disattenzioni o da situazioni in qualche modo non collegate a eventuali speculazioni. Ecco, mi permetto di fare una battuta anche sulle speculazioni che qualcuno in maniera impropria ha riportato sui siti. Quella è una zona super protetta, non lo stabilisce questa amministrazione o le passate amministrazioni, lo stabilisce dei piani regolatori e anche dei vincoli a livello di SIC e ZPS che in qualche modo stabiliscono una inedificabilità assoluta. Pertanto, diciamo, ogni speculazione è completamente gratuita, nel senso che nessuno ha interesse a andare a modificare con speculazioni quelle zone. Anzi, in quella zona non è e non sarà possibile costruire né edificare alcunché di turistico o di quant'altro, no? A prescindere dall'incendio, per cui non lo dico io, lo dicono gli atti amministrativi, lo dicono i piani regolatori, lo dicono provvedimenti superiori a noi, che sono le zone ZPS, le zone SIC, che in qualche modo sono state stabilite a livello comunitario. Pertanto a noi il compito come amministrazione di valorizzare, conservare e recuperare anche questa situazione per ripresentare ai turisti nel modo migliore, soprattutto anche garantendo poi un monitoraggio attento della situazione. Noi credo che sia
per noi, ripeto, questa pineta per noi, e non solo per noi amministrazione, intendo dire per noi cittadinanza, per noi comunità di Bibbione, quella pineta rappresenta il vero monumento, il vero, diciamo, la vera riconoscibilità del nostro territorio, e i turisti vengono proprio anche per gustarsi la pace, la natura, gli animali che in qualche modo sono presenti all'interno di quella pineta. Quindi per noi è una profonda ferita, non solo in termini di incendio che in qualche modo ha rovinato una parte del nostro territorio, ma è una ferita anche proprio psicologica, perché facciamo della nostra pineta una bandiera che vogliamo conservare. Ecco, perché Sindaco, lo sappiamo, no? Che uno delle punte di diamante, possiamo dire, no? Sulla quale Bibbione ha sempre puntato è proprio questa, no? Anche quell'aspetto naturalistico, la bellissima pista ciclopedonale che è stata realizzata, che conduce al faro proprio nella zona che è stata interessata dall'incendio, questo collegamento di piste ciclabili che grazie al passo a barca, quest'ultimo appunto il cui pontile è stato incendiato, ma poi c'è anche quello dal lato opposto, no? Direzione Caorle, che quindi stanno attirando davvero con questa ripresa anche del turismo in bicicletta moltissimi cicloturisti e gente che ama quindi non solo la spiaggia ma anche l'attività fisica in mezzo alla natura, il poter passeggiare a piedi o con la bicicletta proprio tra il mare e la pineta, no? Quindi questo incendio, diciamo, che danno porterà a Bibbione in questo senso? Ma noi abbiamo letto, c'è molta preoccupazione anche da parte dei turisti, non solo dei nostri cittadini, dei nostri operatori. Vogliamo rassicurare un po', nel senso che di questi 40 ettari solo circa una decina sono stati colpiti da questo incendio, quindi crediamo che una parte di questo non è tutta pineta, perché è una parte, diciamo, di sottobosco che confina tra la strada e la parte relativa al fiume Tagliamento. Noi faremo in modo, vorremmo indicare una figura che possa guidarci in maniera univoca, non solo come parte pubblica insieme con la Regione, ma anche nella parte privata, in modo tale da recuperare questo tipo di situazione al più presto. È chiaro che dobbiamo fare i conti con i tempi della natura e quindi garantire anche quello. Però vorremmo fare proprio uno studio complessivo di tutto quell'ambito, anche nella parte privata, in modo tale, e mi pare che i privati anche su questo siano molto più sensibili di quello che in qualche modo si sente in questi ultimi giorni dire, insomma, anche attraverso i siti, che sono delle indicazioni completamente non necessarie, per in qualche modo recuperare al meglio e al più presto la nostra pineta. Ripeto, è una piccola parte della nostra pineta, fortunatamente grazie all'intervento di tutti i volontari della Forestale, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, grazie all'intervento delle squadre di protezione civile che sono arrivate non solo quelli di San Michele, ma anche di tutti gli altri comuni che hanno anche manifestato nei miei confronti una grande solidarietà. Io credo che al più presto noi, attraverso una figura che in qualche modo abbia una visione completa e sia esperta del settore, possa aiutarci in questa fase di recupero legata appunto al mantenimento e alla valorizzazione della nostra pineta. Peraltro aggiungo che vogliamo contraddistinguerci come realtà turistica di Bibbione non solo per i traghetti, che in qualche modo nel caso di tra noi e Lignano è un vero e proprio traghetto, nel senso che le bici passano di qua e di là del fiume. Nel caso specifico invece verso Caorle diventa proprio anche un'escursione turistica che in qualche modo porta nel centro di Caorle e viceversa, poi quelli di Caorle arrivano verso, i turisti di Caorle arrivano verso di noi per conoscere e eventualmente per andare fino a Lignano, quindi passare in maniera unica la propria giornata turistica attraversando anche Valle Vecchia, appunto quella della zona della Brussa. Noi vogliamo in qualche modo fare di questo il nostro motivo che contraddistingue la città di Bibbione. In questo senso c'è un progetto cosiddetto un project financing, un progetto di finanza che intende valorizzare al meglio tutte le aree, non solo le pinete, ma ci sono altre aree proprio che sono presenti anche nell'ambito del centro di Bibbione, e anche il verde, diciamo, delle nostre aiuole, delle nostre. Stiamo rilanciando attraverso questo project financing, che oggi è l'attenzione dell'amministrazione comunale, che porta, diciamo, la firma dello studio Kippa,
e quindi una persona che in qualche modo conosce dal punto di vista ambientale molte cose e ha già lavorato in questo ambito da Trieste, diciamo, fino a Venezia. Quindi valorizzare attraverso questo progetto il nostro verde e renderlo soprattutto fruibile anche ai nostri turisti in maniera intelligente, in modo tale che anche loro possano sentirsi, diciamo, parte integrante della nostra città. Certo, questo è un'ultima cosa le volevo chiedere, Sindaco, perché dalle sue affermazioni, no, in tutta la prima parte di questa intervista, lei sembra sostanzialmente escludere, come dire, no, l'ipotesi dolosa. C'è però un'inchiesta, un'indagine che è stata aperta per incendio doloso e sono in corso degli accertamenti, è stata trovata una tanica anche sulla quale sono in corso indagini, quindi secondo lei c'è anche questa ipotesi o si sente di escluderla? Io credo ben venga che si siano fatte tutte le indagini possibili, nel senso che quanto deve essere chiarito la Procura deve fare il suo compito. Io mi sentirei di escluderlo perché quella tanica è stata trovata alla fine dell'incendio, non all'inizio dell'incendio, quindi come sono state trovate altre bottiglie o rifiuti che in qualche modo erano nascosti nel sottobosco della pineta, è stata trovata questa tanica però alla fine, dove l'incendio è arrivato a conclusione, diciamo, del suo percorso, perché il vento spirava da ovest a est e quindi poi questa tanica è stata trovata vuota, è stata trovata a conclusione, diciamo, prossimità del... Certo. Quindi io credo nulla si può escludere, però mi sento abbastanza sereno per dire che l'incendio è in maniera accidentale. Ecco, quindi diceva verso giovedì-venerdì si ipotizza una, diciamo, riapertura completa dell'area che è stata interessata, insomma, in questi giorni dalle fiamme. Sì, era prevista per domani, sostanzialmente purtroppo l'incendio di ieri ci ha fatto riflettere ulteriormente e per venerdì, secondo me, o sabato al massimo, saremo operativi al 100%. Grazie, io la ringrazio, Sindaco Flavio Maurutto, Sindaco di San Michele al Tagliamento. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Saluti, una buona giornata. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, subito dopo andremo a Venezia con la collega Ilaria Marchiori per parlare di Covid. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di Covid quest'oggi con il bollettino della Regione che è arrivato proprio pochi minuti fa. Si registra, come spesso accade il martedì dopo il calo nel fine settimana, un nuovo importante balzo in avanti. Abbiamo 12.477 nuovi positivi e soprattutto è davvero tragico il dato dei decessi, 21 morti in Veneto nelle ultime 24 ore. Crescono anche i ricoveri, soprattutto in area ordinaria. Siamo ormai quasi a quota 1.000 persone ricoverate negli ospedali veneti, più 37 rispetto a ieri e 49 sono i ricoverati nelle terapie intensive della nostra regione, più 7 rispetto a ieri. Una situazione dunque che testimonia la grande circolazione virale in Veneto in queste ultime giornate come in queste ultime settimane. Per parlare di Covid e non solo abbiamo in collegamento la collega da Venezia Ilaria Marchiori con il direttore generale, vedo, dell'azienda ULSS 3 Serenissima. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nella sede dell'ULSS 3 Serenissima della Terraferma insieme al direttore generale Edgardo Contato. Benvenuto direttore. Allora, innanzitutto lei non lo può sapere, ma in studio è stato appena letto il report con i dati dei contagi nella nostra regione. I dati non sono buoni, anzi sono preoccupanti anche per quanto riguarda l'ULSS 3 Serenissima. Assolutamente sì, il dato che noi registriamo quotidianamente dei contagi è veramente preoccupante. Lavorare con 1.000 contagi ogni giorno
diventa importante e faticoso per tutti i nostri collaboratori. Tenete presente che anche con il contact tracing stiamo andando avanti, pur avendo un periodo dove il personale dovrebbe lavorare a scartamento ridotto, perché anche noi dopo 2 anni di fatiche e di lavoro magari abbiamo bisogno di un attimo di riposo, e invece oggi oltre 1000 positivi, perché poi distinguiamo tra positivi e pazienti, e su tutto il territorio 12.400 positivi, vuol dire un grosso impatto per la comunità e soprattutto per chi se ne deve occupare, i servizi, sanità pubblica in particolare, ma anche in ospedale. Ecco, gli ospedali si stanno riempiendo nuovamente. Sì, gli ospedali stanno vivendo la crisi su 2 versanti. Uno, il versante dei ricoverati con Covid e per Covid. Distinguiamo queste 2 modalità perché c'è chi arriva al pronto soccorso per una patologia la più varia in assoluto e poi scopre di essere positivo, quindi deve essere curato e viene curato con il Covid, con tutti quegli accorgimenti necessari. E dopo c'è anche chi con questa variante viene ricoverato per Covid, perché la sintomatologia, che nella stragrande maggioranza dei casi è molto sfumata se non assente, in alcune situazioni porta a delle complicazioni di carattere polmonare prevalentemente, e questo consiglia il ricovero. Oggi siamo a circa 140 pazienti in ospedali ricoverati con e per Covid e 4 persone in terapia intensiva. Direttore, tra l'altro c'è anche un altro problema a cui far fronte, ovvero quello del personale, perché non solo manca personale, ma poi c'è anche personale che si contagia ovviamente. Certo, in queste 12.400 persone ci sono anche circa 180 operatori sanitari, e questo è l'altro versante sul quale noi dobbiamo combattere la nostra battaglia quotidiana contro il Covid, quindi curare con attenzione, con i giusti accorgimenti quei pazienti che vengono naturalmente messi in condizioni di sicurezza, e naturalmente anche coprire quelle persone, quei collaboratori che sono assenti perché portatori di Covid, e quindi avendo circa 180 collaboratori nostri, infermieri, medici, OS, fuori dall'attività proprio perché positivi, anche questo impatta in un periodo appunto dove dovremmo un po' tutti beneficiare di un giusto e meritato forse anche riposo. Ecco, infatti vi aspettavate che all'alba del 19 luglio ci saremmo trovati a dover commentare questi dati? Assolutamente no, se volevamo lavorare sull'esperienza l'anno scorso è stata completamente diversa, in questo periodo c'erano pochissimi casi e tutto sommato si prendeva un attimo di respiro rispetto alle fatiche che avevamo supportato durante i mesi precedenti. Quest'anno invece siamo in piena attività, sia per arginare questa situazione, sia anche per recuperare quelle attività che un pochettino abbiamo lasciato in disparte nei mesi precedenti. Cosa che direi con molta soddisfazione sta procedendo abbastanza bene, perché oltre a garantire tutte quelle che sono le urgenze, le attività che hanno una necessità di essere affrontate immediatamente, che vengono garantite comunque, sul piano di recupero previsto anche e concordato con la Regione, noi stiamo lavorando al 60-70% del recupero, quindi stiamo portando a casa dei buoni risultati anche lì, e di questo devo ringraziare moltissimo i miei collaboratori, i nostri medici, i nostri infermieri, il nostro personale che si sta dedicando con abnegazione anche a questo tipo di attività. Questo anche in risposta a quanto segnalato nei giorni scorsi anche dalla CGIL, che aveva tra l'altro non puntato il dito proprio contro l'azienda sanitaria, ma lanciando un appello alla Regione e poi anche al Governo. Sì, noi stiamo lavorando e direi che gli impegni che ci siamo assunti li stiamo portando avanti. Gli impegni noi siamo abituati ad onorarli. Con questo non voglio dire che la cosa sia semplice,
Il personale è provato dalla fatica, è provato anche dalla carenza, però non sono cose che si possono risolvere battendo i pugni per aria. Bisogna metterci metodo per fare dei percorsi di programmazione adeguati e forse per risolvere questi problemi occorrerà un po' di tempo. Ringrazio il direttore generale dell'Ustre Edgardo Contato, ma il nostro collegamento non termina qui e visto che siamo in diretta facciamo proprio un cambio di ospite. Qui insieme a me ecco il dottor Vittorio Selle, direttore del Dipartimento Prevenzione. Benvenuto Selle. Allora, abbiamo sentito i numeri dei contagi e quindi di conseguenza anche tantissimi tamponi. Proprio un comunicato dell'Ulstre comunica che addirittura al Palexpo state arrivando a oltre 3.000 al giorno. 350 al giorno. Sì. Sì, chiaramente tra le molte cose che dobbiamo offrire in questo momento alla popolazione ed è la questione più complessa che il direttore generale adesso rappresentava è che insieme al recupero delle prestazioni all'attività corrente dobbiamo gestire anche il contrasto all'epidemia. Il contrasto all'epidemia vuol dire offrire un testing di qualità e di quantità. Non siamo soli, perché oltre ai nostri drive e centri tamponi abbiamo le farmacie, i medici di medicina generale, insomma c'è una squadra che è quella che ha lavorato le prime ondate, che in qualche maniera è anche rodata, ecco, c'è sempre qualche difficoltà, ma insomma si riesce discretamente a soddisfare la richiesta. E abbiamo utilizzato al meglio i CVP, quindi il Palexpo in primis, che è un po' anche così il nostro riferimento, perché oltre all'erogazione delle vaccinazioni effettuiamo anche i tamponi. Abbiamo creato un drive, abbiamo riaperto il drive a Favaro, quindi l'offerta è abbastanza ampia e direi discretamente parcellizzata, perché c'è all'Aspo a Chioggia, c'è a Noale, quindi e c'è chiaramente a Venezia presso la sede Giustiniano, quindi abbiamo diversi punti per erogazione delle attività di testing. I positivi che siete riusciti, i positivi che siete riusciti a tracciare in questo periodo sono tutti sintomatici, asintomatici? Qual è l'identikit? Sì, una piccola premessa tecnica: noi dobbiamo sapere che i 1.000 erotti positivi sono quelli che sono testimoniati da tamponi espliciti. Ormai è noto che c'è un numero che può essere il doppio, forse anche più del doppio, di patologia assolutamente a bassissima sintomatologia che in qualche maniera permea la popolazione. Evidentemente quelli che fanno più accesso ai servizi sono anche quelli che alzano la mano perché hanno maggiori sintomi, no? Come sempre la cosa fastidiosa la racconti di più, quindi chi ha la febbre lo dice e lo sente. Ecco, quello che si è dimostrato un po' con questa ultima variante è che assistiamo ad alcuni casi appunto di sintomatologia un po' più elevata, dalla febbre al corredo tipico del raffreddamento, e tranne i casi che possono essere ospedalizzati, che hanno chiaramente una compromissione maggiore, e in alcuni casi una positivizzazione un po' più lunga, oltre i 7 giorni, quindi persone che al 7° giorno il tracciatore pone il tampone per l'uscita dall'isolamento, risulta ancora positivo e deve ripetere dopo un altro paio di giorni. Ecco, queste sono un po' le diversità che stiamo notando. Direttore, parlando anche di altri virus che appunto li definiamo ormai extra Covid, che comunque ci hanno anche tenuto un pochettino con il fiato sospeso nelle ultime settimane, come sta andando la situazione nel territorio? Allora mi viene da fare una battuta, no? Ormai il ripasso della biologia per tutta la popolazione è un qualcosa di quotidiano, perché tra una cosa e l'altra, no? Si parla anche talvolta un po' troppo. Insomma, di epidemiologia battente abbiamo avuto questi 3 casi di monkeypox più uno che non era dell'azienda Ustre, ma abbiamo mappato qui, ai quali intorno abbiamo più o meno verificato una dozzina di contatti, quelli noti, quelli che siamo riusciti a conoscere e che stanno terminando il periodo di sorveglianza, sintomatologia che è rientrata, persone che stanno bene, e per ora siamo fermi a questi 3 casi nella ULS3. Insomma, quindi sotto questo profilo direi che appare quantomeno sto controllo a parte evidente. Ecco, West Nile? West Nile, insomma, allora così giusto per ricollocare un po' strutturalmente, sono quasi 2 anni durante il Covid che abbiamo avuto pochissimo, ecco, quindi adesso abbiamo la normale riaccensione che c'è in questo periodo qui, fine luglio, agosto,
Le zanzare sono poche, quelle poche che sono, però lo studio zooprofilattico ci ha detto che sono particolarmente infette, non abbiamo avuto casi umani, abbiamo avuto alcune cluster di zanzare che vengono mappate, ma questo è un bel segno, vuol dire che c'è un sistema di sorveglianza entomologica sul territorio che garantisce la verifica dell'esistenza dell'infezione. Sappiamo sempre che a ogni tot di Culex, in questo caso zanzare positive, hai nel giro di un certo periodo la presentazione di alcune forme virali umane, ma ricordiamo che l'80% uno manco si accorge, il 15-18% ha dei sintomi sempre parainfluenzali che poi uno non sa neanche più che cosa, perché tra Covid e altre sono forme che si un po' sovrappongono, e solo l'1-2% sono forme poi invasive e neoinvasive che vanno all'attenzione delle malattie infettive e che al momento attuale noi non abbiamo. Stiamo comunque, questi giorni abbiamo scritto in medici base, abbiamo rinforzato con i sindaci, perché ricordo che la disinfestazione è un'operazione che fa i comuni e le ASL fanno il controllo qualità, soprattutto sulla cerchia dei comuni che stanno intorno a Padova, quindi Campagnalupia, Campologara, Vigonovo. Abbiamo proprio l'altro ieri abbiamo fatto un paio di alert, di richiami, perché venga attenzionata, particolarmente intensificata la lotta all'erbicida. Benissimo, ringrazio il dottor Vittorio Selle e nuovamente anche il dottor Edgardo Contato, il direttore generale dell'Ustre Serenissima. Abbiamo fatto il punto, se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Un'ultima domanda, Ilaria, perdonami se il dottore è ancora disponibile, sì, proprio al volo sulle quarte dosi, perché sì, sappiamo, no, che è stata aperta la campagna vaccinale per la quarta dose agli over 60 nelle varie aziende della nostra regione. C'è anche, no, un forte, sì, afflusso di persone. Nel veneziano come sta andando? Eccoci qui, giustamente mi chiedono dallo studio come sta andando con la somministrazione della quarta dose. Sì, va bene. Allora l'alert per la popolazione è partito circa da venerdì scorso, tra mercoledì e giovedì circolare ministeriale, le indicazioni regionali. Siamo partiti da venerdì con gli over 60. Sì. Allora in questi ultimi 3-4 giorni abbiamo avuto un'impennata, abbiamo avuto più di 4.000 vaccini e dicevamo prima, analizzando col direttore dei dati, la cosa che sta interessando è che in realtà il numero importante delle quarte dosi è molto vicino a quello delle prime dosi, cioè stiamo notando che c'è una fetta, e questo fa molto piacere in senso di protezione per la popolazione, che c'è una quota soprattutto tra gli ultra 60 e 80 che ha deciso finalmente di avvicinarsi alla vaccinazione, e questo fa ben sperare così nella responsabilità collettiva, insomma, ecco, quindi un dato interessante che vediamo poi adesso nei prossimi giorni come andrà. Noi abbiamo tenuto aperti i 4 hub di riferimento, quindi il Bocciodromo di Milano, il Pala Expo, il Giustiniano, l'ospedale del distretto a Venezia e all'Aspo a Chioggia, in maniera da poter fornire un'offerta abbastanza diffusa per la popolazione. Sì, ecco, e l'altra cosa interessante è che oltre ai sistemi online di prenotazione abbiamo mantenuto l'accesso diretto che avevamo sperimentato precedentemente, che è molto faticoso per noi perché equivale a circa quasi il 50% degli accessi. Questo abbiamo visto che soprattutto sugli anziani, che magari prenotarsi online non è proprio sta cosa simpatica e immediata, sta favorendo la possibilità di aderire alla campagna vaccinale. Questa è una cosa, insomma, interessante. Quindi ecco, diciamo, non dovete chiamare, come è successo in altri casi, la popolazione interessata. Certo. Oggi le persone sanno che ci sono dei giorni sul nostro web, sono esplicitati i giorni e quando vengono. A tal proposito, se mi permette, sulla sede del Pala Expo in questo ultimo mese e mezzo l'abbiamo utilizzata, prima il direttore faceva presente il recupero delle prestazioni, per recuperare tutte quelle vaccinazioni, soprattutto per gli oltre 65 anni, per l'herpes zoster, per il pneumococco, per altre vaccinazioni, che erano rallentate durante il 2020-21 e abbiamo avuto più di 10.000 vaccinazioni, quindi una bella risposta. Tutto sommato il Covid ha fatto anche da traino nella
così ricordare l'importanza di questa azione di sanità pubblica che assieme agli screening salva la vita, bisogna ricordarci questa cosa. Sì, perché ricordiamo infatti che l'obiettivo soprattutto anche dell'Ulster era proprio quello di poter utilizzare a 360 gradi questo spazio grandissimo del Palexpo, quindi anche per attività, per somministrazione di altre vaccinazioni anche extra Covid, e così sta infatti proprio accadendo. Ecco, questo è il punto, quindi abbiamo detto di tutto e di più. Se non abbiamo altre domande restituiamo la linea. Grazie mille a Ilaria Marchiori per questo collegamento con Sandro Ponchio e ai tuoi ospiti buon lavoro, grazie. Noi ora continuiamo con la cronaca, restiamo nel veneziano perché c'è una notizia arrivata proprio poco fa relativamente ad un'operazione della polizia che ha arrestato i responsabili dei colpi nei supermercati verificatisi negli ultimi mesi in provincia di Venezia. Sentiamo. Ci lavoravano da un po'. Ora gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno trovato i responsabili dei colpi nei supermercati della terraferma avvenuti di recente, sempre in orario serale. Si tratta di 4 italiani residenti nel territorio. Per 2 di loro, al termine delle indagini, sono scattati gli arresti domiciliari con obbligo di dimora, poiché fortemente indiziati di rapina aggravata. Entravano nelle attività commerciali con fare minaccioso, pistola alla mano e volto coperto, e puntavano direttamente alla cassaforte. Un modus operandi ripetuto almeno 3 volte, secondo quanto ricostruito dalla polizia veneziana. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito la misura cautelare questa mattina su disposizione della procura lagunare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi entravano nel supermercato, intimavano i clienti intenti a fare la spesa e il personale di cassa a mantenere la calma e si dirigevano verso l'ufficio del direttore del punto vendita, puntandogli una scacciacani al volto. Lo minacciavano fino a quando non consegnava il denaro contenuto all'interno dell'armadio di sicurezza e fuggivano. I 4 non facevano nulla a caso, effettuavano più sopralluoghi nel supermercato nei giorni precedenti al colpo. L'obiettivo era quello di verificare orari e giorni di presenza del direttore, che poi gli avrebbe consegnato il contante presente in quel momento all'interno della cassaforte sotto minaccia. Nuovo caso di West Nile nel padovano, 72enne di Anguillara ricoverato in gravi condizioni, ed oggi è previsto un nuovo vertice tra sindaci, ULSS e consorzio di bonifica per adottare le misure di contenimento del virus trasmesso dalle zanzare. È un 72enne di Anguillara Veneta, il nuovo paziente ricoverato d'urgenza per l'aggravarsi di una forma di encefalite risultato poi positivo al virus West Nile. Il nuovo bollettino porta così a 3 ricoveri per encefalite. Uno dei 3 pazienti è deceduto nei giorni scorsi, si tratta dell'83enne ricoverato in geriatria a Piove di Sacco, mentre sono stabili le condizioni del primo caso registrato lo scorso 6 luglio, ovvero un paziente di 72 anni attualmente ricoverato in terapia intensiva a Schiavonia. Altri 2 casi sono invece completamente asintomatici. Si tratta di 2 donatori di sangue residenti nella Bassa Padovana e risultati positivi al West Nile durante gli accertamenti di routine previsti prima della donazione di sangue. Si attendono in queste ore gli esiti degli esami invece su un 62enne ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva a Piove di Sacco, ma gli esami fin qui svolti sembrano escludere una correlazione con la West Nile. Infine c'è un 82enne di Teolo risultato positivo al virus Toscana. L'ultimo caso, quello che riguarda l'82enne di Anguillara Veneta, è emerso nella serata di lunedì, quando l'uomo è giunto in azienda ospedaliera a Padova per un improvviso peggioramento neurologico. La diagnosi ha confermato la presenza di un'encefalite virale e le immediate indagini microbiologiche hanno permesso di individuarne l'origine. Il paziente è attualmente ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono stabili. È importante rivolgersi con sollecitudine al proprio medico e, se necessario, alle strutture ospedaliere nel caso compaiano sintomi come forte febbre, mal di testa, disorientamento, intorpidimento, calo della vista, ha spiegato in una nota la dottoressa Marina Munari, direttore della terapia intensiva neurochirurgica dell'azienda ospedaliera di Padova. Una diagnosi tempestiva aumenta la possibilità di cure efficaci limitando gli effetti del virus. Il contagio da West Nile solitamente non comporta particolari rischi. La maggior parte dei pazienti, 4 su
su 5 è asintomatico, 1 su 5 sviluppa febbre, cefalea, ma in alcuni rari casi può anche svilupparsi un'encefalite con compromissione del sistema nervoso centrale. E torniamo ancora a parlare degli incendi, abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale che stanno interessando appunto anche la nostra regione con diversi focolai, di cui l'appello del Presidente della Regione Zaia a tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, soprattutto in questo momento caratterizzato da grande caldo e siccità, a tutti quei comportamenti che possono in qualche maniera accidentalmente, inavvertitamente agevolare il propagarsi delle fiamme, quindi gettare mozziconi di sigaretta, quindi parcheggiare l'auto con il motore caldo su dei terreni sterrati, su delle sterpaglie secche, accendere il barbecue, quindi tutti aspetti che possono in questa situazione appunto di grandissima siccità e calore aiutare il propagarsi di roghi incontrollati nella vegetazione. Ci sono però anche persone che ci mettono del proprio. Quanto accaduto a Roncade ieri in provincia di Treviso lo testimonia. Hanno scaricato delle ramaglie in un parcheggio in area industriale e poi hanno appiccato il fuoco che si è esteso ad un vicino campo e poteva avere delle conseguenze anche molto più gravi. Sentiamo. Da quello che abbiamo sentito è successo durante la notte, sono arrivati comunque le guardie e le forze dell'ordine a fare un giro, un controllo. Via Tommaso da Modena, area industriale di Roncade, sono dovuti intervenire vigili del fuoco e carabinieri nella notte per evitare che l'incendio appiccato in questo parcheggio pubblico si propagasse tutto intorno, favorito dalla siccità, mettendo a rischio gli edifici circostanti. Stando alla ricostruzione dei militari della stazione di Roncade, ignoti hanno scaricato nel parcheggio dell'area produttiva del materiale vegetale, delle ramaglie, che hanno poi bruciato per eliminarle. Le fiamme hanno però attecchito nel terreno agricolo accanto allo spiazzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati da un automobilista di passaggio, per circoscrivere il fuoco e impedire che continuasse a propagarsi. Non si sono comunque registrati feriti. Ecco, e a proposito di siccità andiamo nel Padovano, ora vedo che si è appena collegata la collega Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Marta, e tra le altre cose sentivo che stavate parlando di incendi, ne segnaliamo uno anche a Padova città. Fino a pochi istanti fa alle mie spalle si vedeva del fumo nero ed è stato segnalato un incendio in una zona lungo via Fra Paolo Sarpi. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco, avvertiamo gli automobilisti che stanno transitando in quella zona di fare attenzione perché è stato registrato un incendio di cui poi vi daremo ulteriori informazioni nelle nostre edizioni dei telegiornali. Intanto continuiamo a parlare di siccità, mostrandovi la situazione dei canali padovani che teniamo costantemente monitorata. Questa è la situazione sempre del tronco maestro, è stata chiusa l'afflusso di acqua proprio per contenere la quantità di regolamentare l'acqua all'interno dei canali. Ieri vi avevamo detto che molto probabilmente nelle prossime settimane potrebbe essere anche spento l'inceneritore perché per raffreddare l'impianto serve l'acqua del canale San Gregorio, ma se si abbasseranno ulteriormente i livelli l'inceneritore dovrà essere spento. Qui con me c'è Luigi Lazzaro, presidente regionale di Lega Ambiente, perché al di là degli interventi emergenziali servono interventi strutturali, visto che il clima ci sta abituando sempre più a queste temperature torride e ad inverni con scarse precipitazioni. Sì, grazie, buongiorno. Chiaramente agire nell'emergenza che stiamo vivendo è indispensabile e interventi come quello di fermare, diminuire le portate nei canali interni e gli utilizzi non indispensabili, penso sia un'iniziativa lodevole e qui vale la pena anche ringraziare i volontari, l'università e gli enti che si sono adoperati per salvare la fauna ittica e in qualche modo garantire, lo dobbiamo alla biodiversità, anche visto che le conseguenze che subisce il nostro territorio
petrolio sono dovute principalmente, è bene ricordarlo, ai cambiamenti climatici, quindi l'aumento di temperatura che dobbiamo contenere entro 1,5 gradi, che prevede un intervento principale su la riduzione delle emissioni e quindi i gas climalteranti, la CO2 e le emissioni in atmosfera. Questo per dire che la crisi idrica è strettamente connessa alla crisi climatica, e se oggi abbiamo portate dei fiumi ai minimi storici, falde in grave crisi, quindi anche lì ridotte almeno del 50%, alcune forse anche di più, abbiamo gli apporti nivali che non ci sono più perché meno 85% la superficie della Marmolada, giusto per citare qualcosa che in queste settimane purtroppo ripetiamo un nome che ripetiamo molto spesso, ma anche tutto l'apporto nivale, meno 50% circa in quest'inverno l'apporto nivale sulle nostre Alpi, le nostre Dolomiti. Questo comporta l'assenza di acqua, di precipitazioni, anche qui che sono diminuite nel mese di giugno di almeno il 50% rispetto alla media storica. È un elemento concreto di difficoltà a cui reagire, certo con la lotta ai cambiamenti climatici, ma anche con un uso congruo della risorsa idrica. Allora bisogna intervenire, secondo noi, secondo Legambiente, almeno in tutti i settori che prevedono un largo consumo, quello idropotabile, migliorando la rete. Oggi le nostre reti idriche hanno enormi dispersioni e su questo serve un investimento forte del governo e poi amministratori locali capaci di migliorare le reti, il recupero delle acque, la depurazione delle acque che è fondamentale, e poi gli interventi in agricoltura e nell'industria. Serve in entrambi i settori cambiare i modelli di approvvigionamento, efficientare le procedure di utilizzo dell'acqua e di rilascio dell'acqua sia nelle fasi di processo sia nelle fasi di utilizzo, e serve in qualche modo ridurre quelli che sono i consumi e pensare alla risorsa idrica oggi come una risorsa finita che non possiamo permetterci di non avere, perché questo mette a repentaglio non solo la gestione degli impianti ma tutta l'economia e il benessere dei cittadini. E allora ringraziamo Luigi Lazzaro di Legambiente e con questo io restituisco la linea allo studio. Ecco, grazie a Valentina Visentin per questo collegamento, buona giornata e buon lavoro a te e al tuo ospite. Ecco, noi ora parliamo di politica perché è una giornata particolare, quella di oggi, giornata di vigilia, di grande attesa quindi per quello che accadrà domani, mercoledì, quando il Presidente del Consiglio Draghi darà le sue comunicazioni in Parlamento e verosimilmente ci sarà il voto di fiducia al governo. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giannantonio Darè, europarlamentare della Lega. Tra poco dovrebbe collegarsi anche l'europarlamentare del PD Alessandra Moretti. Darè, intanto cominciamo quindi con lei. Buona giornata, grazie per essere con noi. Dicevamo, no, giornata di febbrili trattative e di questa vigilia travagliata. Le ultime notizie sono di un Letta che in questo momento è da Draghi a Palazzo Chigi, di Salvini che ha riunito i parlamentari della Lega, trattative ad oltranza. Secondo lei che cosa succederà? Ma cosa succede è difficile dirlo, perché la situazione è talmente incarbugliata e soprattutto con diversi elementi contrapposti. Innanzitutto bisogna capire cosa farà Draghi, se cederà così alle suppliche del Capo dello Stato e degli stessi e di qualche uomo di partito. È chiaro che i sindaci, c'è stato un appello di sindaci perché Draghi continui ad andare avanti assieme a tanti altri amministratori. La volontà delle imprese è quella di proseguire in questo governo, perché ci sono delle risorse in una crisi energetica che sta venendo avanti grazie soprattutto per colpa di questa guerra con l'Ucraina, Russia-Ucraina, che vede coinvolti in prima persona anche tutte le nazioni europee, e quindi la situazione è sicuramente difficile dal punto di vista così logistico, e dal punto di vista politico questa cosa dei 5 Stelle sicuramente non aiuta questa crisi dell'economia, questa crisi che coinvolge tutta l'Europa e non solo l'Europa. Ecco, quindi secondo lei non è il momento di una crisi di governo? No, in questo momento c'è bisogno di responsabilità, lo chiedono le imprese, lo chiedono le partite IVA, lo chiede il mondo del lavoro, e quindi una crisi in questo momento, al di là di quelle che possono essere le indicazioni e le volontà politiche di questo o quel partito o di questo o quel movimento politico, perché siamo ormai alla vigilia delle elezioni e tutti cercano di portare a casa qualche consenso in più.
però la responsabilità credo che in questo momento debba essere al di sopra di queste cose, andare avanti finché ci sarà questa, diciamo così, si va al voto della scadenza naturale, e dopodiché chi vincerà le elezioni avrà il compito di gestire questa crisi e di gestire queste difficoltà chi comunque vincerà non avrà certamente la vita facile, perché è durissima questa crisi. La crisi energetica coinvolge soprattutto Ecco, si è bloccato l'audio di Darè, vediamo se riusciamo. Ecco, adesso la risentiamo. Si era bloccata la connessione, abbiamo perso le ultime battute. Prego. No, questa crisi in questo momento chiede di andare avanti e noi dobbiamo andare avanti. Ecco, il suo partito però non è proprio così risoluto, no? in questa decisione. Ci sono anche un po' due anime all'interno della Lega. C'è comunque la tentazione anche del voto. Sì, c'è la tentazione del voto da parte di Salvini e da parte di tanti parlamentari. Mi sentite? Sì, sì. E quindi questo, sento un ritorno, e quindi questo dà sicuramente ci sono due anime, c'è i parlamentari che vorrebbero andare al voto, poi ci sono i governatori e anche i ministri che questo voto non lo vogliono, cercano di andare avanti proprio per senso di responsabilità, perché hanno il contatto con le imprese, con il mondo del lavoro, che è quello che chiede di continuare di tenere duro. Ecco, mi pare di capire che lei faccia parte di quest'ultima componente. Ecco, vedo intanto che si è collegata anche Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Buongiorno. Buona giornata, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, stavamo dicendo, no, con Gian Antonio Darè, quindi partiti divisi, ma partiti divisi anche al loro interno su il comportamento, insomma, da tenere nell'ambito di questa crisi di governo. Dall'Europa, visto che entrambi siete parlamentari europei, come si sta e con che occhi si sta guardando alla situazione italiana? Beh, innanzitutto un saluto anche a Tony Darè. Ci siamo visti recentemente, abbiamo commentato un po' ben prima della crisi le diverse e tante iniziative e tante cose che dobbiamo ancora fare. Ovviamente l'Europa ha dato, credo, un grandissimo contributo anche all'Italia per uscire dalla crisi della pandemia. Oggi stiamo combattendo una battaglia ancora più pericolosa, che è quella della guerra, tanti provvedimenti per rendere anche il nostro paese autonomo da un punto di vista energetico. C'è però una legge di bilancio che il nostro governo deve portare avanti, ci sono 20 miliardi in campo che l'Europa deve dare appunto tra ottobre e novembre, insomma tante scadenze, e credo che insomma le persone responsabili con un briciolo, come dire, di senso della realtà sanno bene che interrompere una legislatura adesso è una scelta azzardata e molto pericolosa per il Paese. Per cui se capisco la Meloni che ha voglia di misurarsi con le elezioni forte di un consenso che pare dai sondaggi essere a lei favorevole, tutte le forze politiche che attualmente sostengono il governo Draghi, io credo dovrebbero essere tutte insieme impegnate affinché questa esperienza possa andare avanti. Tra l'altro Draghi è una risorsa veramente importante per il nostro Paese in un momento in cui l'Europa sta attraversando una delle fasi più difficili. Draghi, che ieri era in Algeria per appunto aprire nuove possibilità di contratto sulla autonomia e quindi sulla diversificazione delle fonti di gas. Sappiamo che c'è la minaccia da parte di Putin a ottobre di chiudere i rubinetti del gas. Noi abbiamo aziende, industrie, quindi famiglie che ovviamente rischiamo tutti, no? Di questa crisi energetica. C'è un'inflazione altissima
ma ecco, io credo che ci siano 3-4 cose che dovrebbero essere fatte subito e quindi per farle c'è bisogno di un governo che vada alla sua, diciamo, naturale scadenza, che dovrebbe essere marzo. Quindi lei dice sostanzialmente dei punti programmatici sui quali mettersi tutti d'accordo e procedere su quelli, quindi magari forse mettendo da parte anche quelle che sono, che tanti chiamano, no, le bandierine identitarie dei vari partiti, congelarle per il momento e arrivare alla fine della legislatura. Ma sarà davvero possibile questo, secondo lei, Darè? L'analisi che ha fatto Alessandra è sicuramente la stessa analisi che ho fatto io. Diciamo però che questa crisi non coinvolge i nostri due movimenti politici, che sono lontani dalle idee politiche ma vicini, diciamo, nel governare in questo momento con responsabilità il Paese. Il problema è stato causato dai 5 Stelle, da Conte, che probabilmente ha un sintomo di rivalsa nei confronti di Mario Draghi personale, ma che in questo momento è sicuramente ridicolo per quanto mi riguarda. Poi non sarò io a decidere, sarà la segreteria del mio partito a decidere cosa fare, ma soprattutto sia da parte della Lega sia da parte del Partito Democratico bisognerà capire cosa farà Mario Draghi domani in Parlamento. Ecco, Salvini e Berlusconi peraltro hanno diffuso un comunicato molto chiaro dicendo appunto mai con i 5 Stelle, sono inaffidabili, quindi in mezzo, diciamo, a questa situazione c'è questo travaglio interno del Movimento 5 Stelle, no? Con un'ala più governista, si parla di nuove scissioni che potrebbero consumarsi anche direttamente domani in aula al voto all'interno dei 5 Stelle. Secondo lei, onorevole Moretti, si arriverà a una nuova scissione? Sicuramente il Movimento 5 Stelle non sta attraversando un momento facile, diciamo che la scelta azzardata, folle a mio avviso, di Conte di uscire dall'aula nel momento in cui tra l'altro veniva votato il decreto aiuti che dà e quindi consolida, diciamo, il sostegno a famiglie e imprese in difficoltà, quindi è assolutamente una scelta contraria anche a tutto quello che il Movimento 5 Stelle ha detto in questi anni, però ha aperto questa scelta di Conte una ferita fortissima anche tra i deputati che avevano scelto tra Conte e Di Maio di stare con Conte. Allora io credo che oggi, se io fossi Draghi, ma mi aspetto, diciamo, che questo venga fatto domani, il Presidente del Consiglio vada in aula, si presenti con, questo è il mio auspicio, con un programma su 3-4 cose da fare insieme subito. Tra queste cose credo che uno dei temi sta quello dell'aumento dei salari per questa platea di 15 milioni di italiani. Lei sa che noi abbiamo su questo c'è una proposta del Partito Democratico, cioè di aumentare di almeno una mensilità all'anno per una platea di 15 milioni di italiani, proprio per far fronte al tema dell'inflazione e tenuto conto che i salari italiani sono tra i più bassi salari d'Europa. Contemporaneamente ridurre, quindi abbattere il costo sul lavoro, quindi le tasse sul lavoro, e poi ovviamente tutte le manovre per arrivare ad un bilancio che venga chiuso in una situazione di normalità, e tutte quelle, diciamo, strategie e azioni necessarie per il Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, che sappiamo è appeso ai fondi europei che arrivano nel momento in cui c'è un cronoprogramma su quando e come le spese verranno fatte. Per cui penso che questi dovranno essere, diciamo, i punti. Vediamo chi si sfila, se ne assumeranno la responsabilità di fronte agli italiani. Sicuramente il Partito Democratico sostiene il governo Draghi, ma non a tutti i costi, nel senso che riteniamo che Draghi abbia anche il dovere e soprattutto il diritto ad un certo punto di dire non me la sento perché non ci sono le condizioni. Se sarà così, ovviamente vedremo come Mattarella poi deciderà di proseguire, perché poi sappiamo che le Camere vengono sciolte dal Presidente della Repubblica. Certo, senz'altro. Secondo lei, Darè, potrebbe essere questa un'ipotesi, insomma, dei punti ben precisi sui quali lavorare tutti insieme? Questi sottolineati dall'onorevole Moretti? Sono i punti
questo governo, di questo fine governo, proprio perché ci sono delle scadenze che sono improrogabili. È chiaro che se domani Draghi non si sente tutelato per quel che riguarda la prosecuzione di questo governo, credo che Mattarella dovrà prendere atto e mandare tutti al voto. Questa è la cosa, mi pare chiara e semplice. Poi si possono fare ancora un governo raffazzonato, mi pare un'idea sbagliata. O ci siamo tutti e quindi andiamo avanti. È chiaro, e ti ripeto, che a provocare questa crisi è stato il Movimento 5 Stelle, che era partito baldanzoso nell'aprire il Parlamento come una scatola di sardine. Mi pare che in questo momento si sia aperto una crisi profonda all'interno di quel movimento. Abbiamo visto in difficoltà anche il nostro ministro D'Incà, che ha rapporti con il Parlamento, vedere da una parte il suo leader che provoca la crisi e lui che doveva fare da tramite con il Parlamento, quindi delle difficoltà oggettive anche al loro interno, anche personali, che così si è visto in maniera palese, ma questo sicuramente non aiuta in questo momento, questo proseguo. Tutta la palla è in mano, il pallino è in mano a Mario Draghi. Se domani Mario Draghi deciderà di andare avanti, vuol dire che ha trovato il collegamento e i numeri soprattutto per portare avanti questa legislatura nei punti programmatici che Alessandra Moretti prima ha spiegato in maniera molto chiara, che sono i nostri punti, sono i punti di tutti, sono i punti degli italiani, al di là della rappresentanza politica che uno ha all'interno del Parlamento. Ecco, onorevole Moretti, per quanto riguarda il Partito Democratico, quanto sta succedendo e in che modo influirà poi nei rapporti con i 5 Stelle? Perché lo sappiamo, Letta ha sempre puntato su questo campo largo che coinvolgesse appunto anche il Movimento 5 Stelle, ma è evidente che quanto sta accadendo sta creando inevitabilmente una frattura. Ma guardi, la frattura si è creata e si sta allargando sempre di più. Noi abbiamo sempre detto che le alleanze non si fanno sulle persone e con i partiti, ma si fanno soprattutto sui programmi e sulle cose da fare. Quindi è evidente che l'affidabilità di un Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte in questa circostanza è stata totalmente pregiudicata. Per cui noi abbiamo già dichiarato che con questo Movimento 5 Stelle sarà molto difficile accordarci per un futuro. Altra cosa invece è verificare che cosa deciderà di fare Di Maio, così come i ministri per esempio D'Incà, Patuanelli, che sono al governo, che hanno già, come diceva giustamente il mio collega Darè, hanno già manifestato, un certo disagio rispetto alla decisione del capo politico Conte, e vedere che cosa loro proporranno e in che forma soprattutto si presenteranno agli elettori. Per noi è importante adesso continuare a dialogare con il campo e quanti gli elettori si rispecchiano di più nel campo del centrosinistra, delle forze riformiste, delle forze centriste, ma poi dobbiamo puntare molto su un'alleanza programmatica. Ecco, dicevamo all'inizio di questo collegamento della grande preoccupazione del mondo produttivo del nostro territorio, in maniera particolare del mondo delle imprese, delle partite IVA. Vorrei che sentissimo insieme questo servizio, poi così lo commentiamo insieme. Vediamo. In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi, tante telefonate di imprenditori veramente preoccupati, sottolineando come in questo momento noi non possiamo permetterci una crisi di governo, in questo momento non possiamo permetterci di avere una mancanza di leadership perdendo il primo ministro Draghi. Quindi c'è grande preoccupazione da parte del mondo delle imprese. Mondo economico con il fiato sospeso, imprenditori tra i primi firmatari all'appello a Mario Draghi a non lasciare, l'economia non se lo potrebbe permettere. Fare
fa eco alle parole del presidente degli industriali trevigiani Leopoldo Destro, anche il leader di Bottega, patron dell'omonima azienda alle porte di Treviso, che parla di effetti potenzialmente devastanti, dallo spread che salendo aumenterebbe le uscite dello Stato per interessi al costo del denaro che aumenterebbe allo stesso modo presso le banche, con il conseguente rialzo dei mutui e del leasing. Tutto questo, chiarisce Bottega, si ripercuoterebbe sugli aumenti di prezzo, sulle possibilità di investimento e quindi sull'occupazione. Una previsione anticipata dagli ultimi dati di Veneto Lavoro, che vedono una contrazione dell'occupazione dopo il saldo positivo del primo trimestre già del 3%. Il fatto aggrava una appunto situazione difficile per le imprese, un'inflazione che sta erodendo molto il potere d'acquisto delle famiglie, una crisi energetica che è in corso da diversi mesi e che porterà l'anno 2022 ad essere l'anno record come bolletta di spesa sia di famiglie che di imprese. Si stimano che saranno di più 32 miliardi il costo dell'energia e del gas per il sistema Italia. Già lo spread oggi è molto alto, non oso immaginare cosa possa succedere se questo governo non può continuare la sua opera. Una preoccupazione che gli industriali condividono con il mondo artigiano, che in più sconta l'incertezza legata al rifinanziamento del bonus 110, con una fetta consistente di imprese a rischio fallimento. Sulle 100 imprese noi sappiamo che oggi 20 sono, ma potrebbero essere 50, capisci? Quindi la questione è drammatica. Sono centinaia, spiega Sartori, presidente del mandamento di Oderzo e Motta di Livenza, in attesa di risposte. Perché l'impresa che ha fatto il lavoro per 200-300 mila euro ha i materiali da pagare, i dipendenti da pagare, l'IVA da versare, ci vuole un governo che decida domani mattina cosa possono e devono fare le banche, come si possono comportare gli artigiani, le imprese che hanno in pancia questi crediti. Il rischio è il fallimento. Ecco, allora, queste abbiamo sentito le grosse preoccupazioni degli industriali, degli artigiani. Darè. Sì, è quello che ho ripetuto prima e ripetere adesso e ribadire. Il mondo dell'imprenditoria è in difficoltà per costi energetici che sono improponibili e sicuramente non riescono a essere più competitivi sul mercato. C'è un mondo del lavoro che sta faticando tantissimo e quindi possiamo aggiungere a questo anche i problemi della politica, perché la politica, al di là dei voti e al di là delle percentuali che possono essere a favore di questo o quel partito, bisogna pensare al futuro invece della nostra economia, perché sulla nostra economia non si può scherzare. Io arrivo dal mondo del lavoro da sempre, ho ancora una partita IVA in piedi e quindi so benissimo cosa vuol dire, e quindi quello che diceva Alessandro Bottega è quello che sentono tutti gli imprenditori del Veneto, e non solo del Veneto, ma di tutta Europa. Quindi la crisi portata avanti in questo momento è sicuramente inopportuna e sbagliata. Ecco, Alessandra Moretti, c'è poi in mezzo anche questa misura del super bonus 110% che peraltro nel nostro territorio ha riscosso tantissimo successo e tantissime famiglie e imprese hanno intrapreso questo percorso e ora rischiano di trovarsi un po' con il cerino in mano, no? Ma guardi, innanzitutto noi dobbiamo appunto guardare proprio a questi interessi, nel senso che sia Leopoldo Destro che Sandro Bottega che poi Armando Sartori hanno descritto molto bene quali potranno essere le conseguenze peggiorative di una crisi di governo in questo momento. Cioè già noi sappiamo che avremo un autunno molto difficile, per tutte le ragioni che sono state ben spiegate fino adesso, cioè un aumento dei prezzi molto alto, l'aumento dei tassi di interesse dei mutui, il costo della vita, quindi più famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, per cui è chiaro che noi dobbiamo impegnarci a portare avanti questo governo affinché riesca ad attutire, ad attenuare delle conseguenze già di per sé negative che le famiglie e le imprese dovranno subire. Quindi dobbiamo fare in modo, di aiutare il più possibile le categorie più a rischio. Dopodiché io credo che alcuni provvedimenti come il 110% dovranno proseguire fino al loro esaurimento, cioè non si possono mettere nella condizione di incertezza imprese o famiglie che avevano investito o iniziato ad investire su questo e in questo campo.
Chiaro, da noi il 110% ha funzionato in un certo modo, con le regole, con la trasparenza. Non è stato così in tutta Italia, quindi lo scetticismo che lo stesso Draghi ha espresso nei confronti di questa misura è dovuto al fatto che si è creata una bolla speculativa intorno a questo provvedimento che non sempre ha fatto bene del mercato. Ecco, per cui noi dobbiamo andare a sostenere le aziende sane, quelle come le nostre, che appunto producono, che esportano, che pagano le tasse, che assumono dipendenti, che pagano i contributi dei dipendenti, ma non possiamo andare ad alimentare, succede spesso purtroppo in altre parti dell'Italia, dei mercati paralleli che però sono fini a se stessi e hanno solo il fine quello speculativo. Certo, su questo non c'è dubbio, è che poi magari alla fine le imprese oneste, i cittadini onesti e chi fa tutte le cose per bene come devono essere fatte rischia poi di pagarne le conseguenze, no? Purtroppo è accaduto e sta accadendo anche questo. Chi ha fatto tutte le procedure in maniera corretta è chiaro che adesso si trova in difficoltà, come diceva appunto Sartori, c'è l'IVA da versare, ci sono tante cose da fare. Chi ha fatto le cose in regola e ha fatto effettivamente il lavoro del 110 adesso si trova in difficoltà. Chi invece ha fatto un atto speculativo magari ha portato a casa anche dei soldi di benefici, ma a questo punto qualcuno bisogna che inizi a pagare in questa benedetta Italia. I ladri vanno perseguiti, non si possono lasciare sempre impuniti, perché ogni volta c'è questa cosa, lo vediamo la stessa cosa anche sul reddito di cittadinanza, persone che chiamate 10 volte per andare a lavorare non si presentano al lavoro perché sono più comodi i 700-800 euro che si prendono. Allora su questi punti bisogna fare chiarezza e bisogna fare chiarezza anche all'interno dei 5 Stelle che sono quelli che l'hanno proposto. Questo governo deve andare avanti sì, ma diamoci delle regole che siano serie per tutti, perché non è possibile che le imprese non trovino gli operai e poi gli operai invece stanno a casa con il reddito di cittadinanza. Queste sono le cose da cambiare in questa Italia e in questo governo in cui ci siamo anche noi. Certo che l'esperienza con i 5 Stelle per noi è stata devastante, il primo governo giallo-verde sappiamo benissimo come è andata a finire. Abbiamo portato avanti alcune cose con la capacità e la speranza di poter cambiare le cose, ma vediamo che le cose in Italia non cambiano mai. Ecco, quindi mi pare che oggi siate davvero molto, molto in sintonia, no? Moretti e D'Arè, no? Sulla speranza insomma, che il Premier Draghi prosegua. Siamo in sintonia perché siamo veneti e il Veneto è il mondo del lavoro, il mondo dell'artigianato, il mondo dell'imprenditoria. È per questo che siamo insieme, al di là della politica, ma sul mondo del lavoro non ci sono differenze politiche. Moretti, è proprio così? No, anche sul tema del reddito di cittadinanza che adesso Tony ha citato. È chiaro che il reddito di cittadinanza è stata una misura importante, ma che va totalmente modificata perché abbiamo visto che così non funziona. Abbiamo visto che è una misura che asseconda certe situazioni che vanno a discapito del mondo del lavoro stesso, per cui noi ci troviamo oggi, come si diceva prima, aziende ma soprattutto attività commerciali e stagionali che non trovano personale, ristoranti chiusi, bar chiusi, attività anche legate al turismo che fanno fatica a sostenere il peso di una stagione così affollata per fortuna perché non trovano personale. E questo, guardate, succede da noi, quindi nelle nostre zone, ma succede tantissimo anche al sud, dove appunto il reddito di cittadinanza è stato utilizzato molto di più che al nord, ma è stato utilizzato in maniera sbagliata, per cui ci sono ragazzi giovani, persone che magari rifiutano più e più volte una offerta di lavoro, magari un contratto a tempo determinato, ma che poi si può trasformare a tempo indeterminato, perché stando a casa percepiscono un salario e questo ovviamente non va bene. Poi dobbiamo lavorare perché le paghe, i salari siano più alti, perché ripeto, questo è un paese in cui si guadagna ancora troppo poco e le tasse sul lavoro sono ancora troppo alte, quindi andiamo in Parlamento e facciamo una proposta di questo tipo. Io credo che le forze responsabili di buon senso
sosterranno il governo Draghi. Poi chi non lo farà si assumerà la responsabilità e gli elettori lo giudicheranno. Ecco, Darè, lei diceva siamo d'accordo perché siamo veneti. Un'altra questione che è particolarmente, diciamo, cara ai veneti è quella dell'autonomia, una partita che se dovesse cadere il governo rischia di ripartire da capo nuovamente. Ma sull'autonomia, guardi, se ne ha parlato tanto. Ogni volta che si deve portare il pacchetto dell'autonomia nel Consiglio dei Ministri c'è sempre qualcuno che ha qualcos'altro da fare, e questo crea, diciamo, del malumore, dello scontento, crea veramente nei confronti del governo e dei governi che si sono succeduti veramente l'ira dei veneti, perché tra l'altro non è solo l'ira dei veneti, perché anche Bonaccini lo vuole, perché anche Fontana lo vuole, quindi perché noi vogliamo l'autonomia? Lasciateci lavorare, lasciate i veneti lavorare, lasciate lavorare i lombardi, lasciate lavorare chi vuole lavorare. È questo che noi chiediamo, l'autonomia è anche questo, soprattutto questo. Ecco, Moretti, secondo lei? Autonomia? Io ritengo che diciamo, sia assolutamente fattibile il progetto sull'autonomia differenziata. Attenzione, oggi dopo il Covid dobbiamo rivedere anche certe posizioni. Abbiamo capito che per esempio sulla sanità è necessario un maggior coinvolgimento, una maggiore competenza data all'Europa, perché nessuno si salva da solo di fronte a delle pandemie e delle crisi sanitarie come quelle che abbiamo vissuto, quindi c'è bisogno, no, di un ente che eroghi risorse, ma anche procedure, ma anche investimenti sulla ricerca scientifica. Ma io credo che poi, quando l'autonomia significa dare una possibilità a quelle regioni che corrono ad una velocità diversa rispetto alle altre, ce ne sono anche al sud regioni che vanno molto bene, penso per esempio al Lazio, no? Che è una regione che ha governato e sta governando per esempio anche il tema del Covid, della pandemia e il sistema sanitario. Quindi io penso che bisogna dare a queste regioni la possibilità di correre alla velocità in cui sono in grado di farlo, stando però molto attenti a non sovrapporre troppo le competenze, perché quando si sovrappongono troppo le competenze c'è il rischio di una paralisi, un'assenza, diciamo, di governo. Grazie, allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi e averci aiutato, insomma, a inquadrare le vicende in queste ore davvero molto complicate e travagliate in vista di quello che succederà domani, quando il Premier Draghi riferirà in Parlamento, prima al Senato e poi alla Camera. Grazie a Gian Antonio Darè, grazie a Alessandra Moretti, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, ciao Tony, arrivederci, grazie. Un saluto. Noi ora torniamo alla cronaca perché ci chiedono la linea i colleghi da Padova per l'incendio di cui avevamo accennato prima con Valentina Visentino. Ora c'è sul luogo dell'incendio Francesco Ratai. A te Francesco, buongiorno, che cosa sta succedendo allora? Buongiorno Marta. Lo vedete, sono i mezzi dei vigili del fuoco, sono al lavoro, sono 4 mezzi più un'autoscala. Non è ancora chiara la dinamica del rogo, cosa abbia scatenato l'incendio. Questo è un magazzino che probabilmente è la parte di un locale da ballo. I pompieri stanno lavorando da mezzogiorno e mezzo più o meno, quando in tutta la città si è vista una grossa colonna e alta colonna di fumo nero. Al momento sono impegnati molti uomini dei vigili del fuoco per domare questo incendio. Hanno appena creato uno sfogo sul tetto, lo vedete, hanno tolto i coppi per far sì che la reazione sia migliore e per spegnere più velocemente l'incendio. Non è ancora chiaro, ripetiamo, cosa abbia causato questo incendio. Al momento l'ipotesi più probabile è un cortocircuito, viste anche le alte temperature. Gli uomini dei vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente, sono arrivati appunto 4 mezzi più l'autoscala. Appena avremo
dentro al capannone non risultano persone, quindi non dovrebbero esserci persone coinvolte in questo rogo. Questo fa ben sperare. Purtroppo i danni materiali saranno molti, perché vediamo anche il tetto che ha preso completamente fuoco. Sono immagini che vi stiamo trasmettendo ora in diretta. Sta succedendo proprio in questo momento. Io ti restituisco la linea, Marta. Ecco, Francesco, giusto per inquadrare, ma dove siamo esattamente? In che zona di Padova? Per chiarire ai telespettatori, a chi ci segue da casa. Giusto, assolutamente. Siamo in via Sarpi, il tratto di strada vicino alla ferrovia, passano anche i treni. Davanti a noi c'è il cavalcavia che collega via Sarpi con via Dalmazia, una zona abbastanza centrale di Padova. Dietro via Codalunga. Da notare che dietro a questo stabile c'è una pompa di benzina che ha creato momenti di apprensione, perché le fiamme erano molto alte, il fumo era molto alto. Siamo dietro via Codalunga, che è il viale che porta alla stazione, per capirci. Se non hai altre domande ti restituirei la linea. Ecco, c'è stata qualche raccomandazione, è stata fornita qualche raccomandazione alla popolazione che abita in zona, vista insomma l'entità dell'incendio che si è verificata? Non ancora, perché non è coinvolto materiale chimico, non è una fabbrica, probabilmente è una discoteca. Al momento c'è un leggero odore, chiaramente le autorità invitano i residenti, ma non ce n'è molti qua vicini, perché c'è il Parco delle Mura qua vicino, la stazione è dietro l'Arcella, quindi nel raggio di almeno 500 metri non ci sono abitazioni. Quindi comunque l'invito che facciamo anche noi è di tenere le finestre chiuse per questo breve periodo. A scopo precauzionale, certo. Naturalmente, Francesco, se ci fossero aggiornamenti richiedici la linea, e noi siamo in diretta fino alle 14.30. Grazie a Francesco Ratai e a Cristian Lockelende per questo collegamento da Padova su questo incendio. Avete sentito che è scoppiato appunto poco fa. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, il meteo prima, la pubblicità, poi ritorniamo in studio tra poco, restate con noi. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Tempo stabile, ma si è aperta una settimana bollente con l'alta pressione africana sempre più forte sull'Italia. Caldo in intensificazione e valori termici davvero elevati. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto martedì 19 luglio tanto sole con ampi spazi di sereno, a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano in montagna, ma senza piogge. Clima rovente e afoso con temperature oltre la media stagionale, minime tra 17 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 35 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Sarà soleggiato con cielo in prevalenza sereno, sui monti al pomeriggio poco nuvoloso. Temperature minime sui 21-24 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto, sole pieno e cielo limpido, sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 36 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Eccoci
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dicevamo prima della pubblicità di questo incendio che si è verificato nel Padovano. Vi aggiorneremo naturalmente nel corso del nostro telegiornale, ma c'è anche un altro vasto incendio che è divampato sul Carso, fiamme fino all'Isert, chiusa l'autostrada A4, quindi naturalmente anche su questo vi aggiorneremo nel corso forse di questa edizione, quando ci saranno novità o nei nostri prossimi telegiornali. Quindi questo a testimonianza di quanto in questo momento di grandissimo caldo e siccità sia importante prestare attenzione a tutti quelli che sono i comportamenti per evitare gli incendi. Ne abbiamo parlato diffusamente nella prima parte del nostro telegiornale. Ma ora andiamo in montagna. Andiamo in montagna perché abbiamo collegati, e li ringrazio per essere con noi, Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. Buongiorno De Cassan, grazie per essere con noi, e al telefono Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore. Comincerei subito da lei, sindaco, perché so che oggi ha una giornata un po' movimentata, dei tempi brevi. Per tornare a parlare della Marmolada, dicevamo di questi incendi che divampano in pianura, in montagna ci sono appunto delle temperature molto elevate, con tutte le conseguenze che sappiamo sui ghiacciai. Purtroppo appunto le notizie che arrivano sembrano quelle di andare verso una chiusura per tutta la stagione estiva della Marmolada. Le risulta? Vi state confrontando in questo senso con gli altri sindaci e le autorità preposte? Ma sarebbe anche bello che la parte trentina si interfacciasse con la parte veneta per cercare qualche scelta condivisa. Questo non mi sembra stia molto succedendo, ma a me pare che la parte veneta con la funivia di Malgacciapela ben poco abbia a che vedere con la zona del ghiacciaio, dove ci sono problematiche. Quindi a mio parere la parte veneta della Marmolada rimane e rimarrà aperta, così come la Valle Ombretta, la Valle di Franzedaz, tutta la zona di Malgacciapela, il Passo Padon, la seggiovia che va su appunto al Passo Padon, la ferrata delle trincee, tutta quella zona che non è interessata dalla questione del ghiacciaio della Marmolada. Non vedo perché debba chiudere, perché sta passando un messaggio completamente sbagliato. Ecco, ma quindi secondo lei non ci sono rischi? Cioè che, in che maniera, diciamo, vi state confrontando, se vi state confrontando a questo punto dalle sue parole? Ma allora è indubbio che sul ghiacciaio le problematiche ci sono. Il rialzo della temperatura ha creato una cosa che è stata purtroppo evidente a tutti quanti. Abbiamo imparato che sul ghiacciaio in questo momento è meglio non andarci. Ma la Marmolada non è solo ghiacciaio, la Marmolada è anche tutto il contesto attorno che deve continuare ad avere la normale attività. Quindi a mio parere la funivia della Marmolada, che parte da Malgacciapela e arriva alla Punta Rocca ma non sul ghiacciaio, deve tranquillamente continuare a fare la propria attività come ha sempre fatto. Sta passando il messaggio che è tutta la montagna che ha problemi. Se decidiamo di chiudere le montagne, allora le chiudiamo a Ponte nelle Alpi e impediamo alla gente di venire su. Cioè, sto dicendo, bene chiudere laddove si riscontrano i problemi, ma non bisogna far passare il messaggio sbagliato. Ecco, senz'altro questo è un aspetto da tenere presente. De Cassan, in questo senso, diciamo, voi state cominciando a vedere degli effetti sul turismo, o comunque anche il caldo eccezionale di questi giorni sta spingendo le persone in montagna? Abbiamo sentito insomma di un boom di prenotazioni anche nell'area, in tutta l'area dolomitica bellunese. Sì, buongiorno Marta, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Sì, effettivamente c'è un boom di prenotazioni in questo periodo, favorito un po' dal bel tempo, un po' dalla voglia di vacanza, e mi associo al ragionamento che ha fatto poc'anzi il sindaco De Bernardin, che effettivamente ad oggi la questione si è un po' calmata, per fortuna, però i primi messaggi che sono passati erano dei messaggi che la Marmolada era tutta chiusa, e ciò non è vero. È chiusa solo quella zona dove c'è un pericolo che è stato stabilito, che esiste ed essere reale, che è la zona dove c'è ghiaccio, dove c'è neve. Invece la funivia, gli impianti, gli altri sentieri sono tutti regolarmente aperti e percorribili. Questo ha creato qualche problematica nei giorni scorsi, con potenziali turisti che chiamavano, dicevano: ma la Marmolada è aperta, è chiusa? Ma no, la Marmolada di per sé è aperta, è chiusa una piccola parte della montagna, che è quella del ghiacciaio, col pericolo che tutti conosciamo, perché sappiamo benissimo cosa è successo 15 giorni fa, sappiamo benissimo che la situazione è ancora più a rischio, perché ho letto poc'anzi che si sta aprendo un nuovo fronte di seracco, di possibilità di distacco, quindi lì le problematiche ci sono. Ecco, quindi insomma importante, diciamo, in questo momento, Sindaco De Bernardin, mandare anche dei messaggi esatti e corretti, no? alle persone, perché sappiamo che è un momento comunque di grande afflusso in montagna. Ormai ci avviciniamo insomma alla fine di luglio, e poi tutto agosto che ha visto insomma numeri molto importanti di prenotazione. È importante quindi lanciare i giusti messaggi. Ma guardi, i sentieri che portano al ghiacciaio sono tutti chiusi e sono tutti delimitati dal nastro rosso e bianco, con la ordinanza del comune di Canazei attaccata, e lì nessuno ha nulla da dire. Diverso è quando ci si allontana da quella zona, quindi il Passo Padon, la Valle Ombretta, la Valle di Franzedaz, la Malgacciapella, la funivia che va su alla Punta Rocca, non sono interessate dalla zona di ghiacciaio, perché la Marmolada è molto grande, è la montagna più grande che abbiamo nelle Dolomiti. Per circumnavigare la Marmolada ci vogliono 40 chilometri, non so se rendo l'idea forse così di quanto grande sia. 40 chilometri, la parte di ghiacciaio sono 2 chilometri. Allora mi viene da sparo delle cifre matematiche. Se il 5% della montagna ha problemi, bene, chiudiamo quel 5%, ma il messaggio deve essere che sul restante 95% le problematiche non ci sono, altrimenti sta diventando un boomerang anche importante per la stessa funivia di Malgacciapella, che ha in effetti subito uno scossone importante a livello di affluenza. Dopo il 3 di luglio, mi dice il direttore, fino al 3 di luglio noi abbiamo lavorato molto meglio dello scorso anno. Dal 3 di luglio in poi, dalla data della tragedia, noi stiamo lavorando molto meno dello scorso anno, quindi è indubbiamente quella tragedia che ha fatto diminuire l'afflusso. Per il messaggio sbagliato che la Marmolada era interclusa. Ecco, su Rocca Pietore state vedendo gli effetti della tragedia? Certo, sì, lo sto dicendo, la funivia di Malgacciapella è in comune di Rocca Pietore, chiaramente se la funivia registra una forte diminuzione di afflusso ne risente tutta la zona, chiaramente, ma addirittura ci sono disdette in alberghi. Adesso succede, si è un po' affievolito quel momento, ma i primi giorni addirittura c'erano le disdette che arrivavano a 20 km di distanza, quasi ad Alleghe. Cioè, non so se mi spiego, insomma, è come se l'evento fosse successo a Venezia e a Caorle non ci fossero più prenotazioni, non so se rendo l'idea delle distanze, insomma. Certo, quindi questo è proprio il motivo per cui è importante comunicare correttamente. Esatto. No? Mi fa piacere poterlo dire anche a voi e ripetere, insomma.
Certo, Sindaco, io la ringrazio, so che deve scappare perché è in sopralluogo in montagna. Sì, esatto, bravissima. Sì, grazie allora, grazie a Andrea De Bernardin, grazie, buon lavoro Sindaco. Saluto anche Walter De Cassan. Grazie, vedo che sta sorridendo Walter De Cassan. Allora, Presidente, diciamo quindi questa sorta di fisarmonica, no? nelle prenotazioni che ha visto questo momento nell'immediatezza della tragedia, con una situazione anche appunto, come sottolineava il Sindaco, non spiegabile, nel senso disdette a tanti chilometri di distanza. Dall'altro lato invece una gran voglia delle persone di tornare in montagna, di tornare all'aria aperta, di tornare a fare sport in montagna, perché anche il turismo sportivo, no, sta avendo davvero un grandissimo boom. Pensiamo al grandissimo numero di turisti che frequentano ora la montagna in bicicletta, spinti anche con dalle bike, no? Quindi c'è anche, come dire, un aspetto nuovo che deve trovare le strutture pronte ad accogliere. Ma ricollegandomi inizialmente alla questione Marmolada, è chiaro, quando succedono questi accadimenti tragici, purtroppo nel brevissimo periodo c'è sempre una reazione un po' particolare su questa cosa, che poi si affievolisce col tempo. Infatti, come diceva giustamente il Sindaco De Bernardin prima, nei primi giorni ci sono state le disdette, poi si sono calmate le disdette, le mancate prenotazioni, con lo scemare della notiziona, uso un termine forse brutto, forse antipatico. No, comunque l'estate veramente sta proseguendo molto bene, è iniziata molto bene già fra maggio e giugno per alcune zone. Sento i colleghi soddisfatti, un po' siamo aiutati anche da questo bellissimo tempo, perché chiariamo pure le cose col proprio nome, abbiamo un tempo meraviglioso in montagna, giornate belle, giornate calde, la sera si sta al fresco, e quindi c'è un notevole afflusso con tutti i mezzi, auto, moto, bici elettriche, bici non elettriche, veramente si può essere soddisfatti. Chiaro, non basta una stagione andata bene per risollevare le sorti di un settore che in questi 2 anni è stato quello che ha sofferto più di tutte, però se questo è un prologo, diciamo, possiamo essere ottimisti per il futuro. Ecco, per quanto riguarda la questione personale, come siete messi? Perché sappiamo che uno dei grossissimi problemi, no, di questa stagione turistica, non solo per la montagna ma per tutte le località di villeggiatura, è quello della manodopera, no? Sia per quanto riguarda gli alberghi, ma anche per quanto riguarda bar, ristoranti e tutte le strutture che soprattutto richiedono l'impiego di manodopera stagionale. State risolvendo i problemi o continuano a persistere? Quindi ci sono delle situazioni di criticità anche in vista, diciamo, del clou della stagione. Ma sì, alcune situazioni di criticità purtroppo ci sono ancora. Non siamo ai livelli di un mese fa in cui la situazione era preoccupante, era estremamente preoccupante. Qualcosa si è risolto, però la questione lavoro e nel settore alberghiero, ma anche in altri settori, perché non è solo quello alberghiero un settore in affanno da quel punto di vista. I motivi sono tanti, problemi di costo del lavoro, problemi di difficoltà a far incontrare la domanda e l'offerta, perché c'è anche questa problematica spesso. Sono un po' tante le questioni che hanno implicato questa problematica in questa stagione. Però diciamo che non è risolta al 100%, però rispetto alla situazione che avevamo circa un mese fa, la situazione è abbastanza migliorata.
Ecco, quindi diciamo siete riusciti a trovare dei dipendenti stagionali, come avete cercato di fronteggiare questa situazione che forse è arrivata anche, diciamo tutto sommato, inaspettata, no? Sì, effettivamente la situazione è arrivata inaspettata perché nessuno avrebbe immaginato un tale boom dell'estate. Io stamattina per fare 6 km, ma siamo al 19 luglio, ma mi pareva di essere a Ferragosto quando sono andato in paese a prendere il giornale, poco altro. Quindi c'era un traffico in giro spaventoso. E ricordiamoci che anche questo dettaglio delle temperature in pianura spinge molti, anche per una giornata, 2, 3, a venire a fare qualche breve vacanza in montagna. Però, ripeto, è stato un po' risolto. Qualcuno ha tentato di stringere un pochino i servizi, che so, chi all'albergo col bar magari chiude un paio d'ore il pomeriggio o la mattina nei momenti di minore affluenza. Devi saperti un po' regolare a seconda di quant'è proprio anche il lavoro giorno per giorno. Ecco, dicevamo prima, no, delle nuove richieste del turismo, perché forse in questi 2 anni che hanno effettivamente cambiato il mondo, è cambiato anche il modo di fare turismo, sono cambiate quindi anche le richieste dei turisti, sono cambiate le esigenze, le strutture sono pronte ad affrontare questo cambiamento? Ma non credo che proprio sia cambiato molto le esigenze del turista in questi 2 anni, però abbiamo tanti alberghi che hanno avuto dei rinnovamenti in questi ultimi anni, altri sono in fase di rinnovamento anche per quell'appuntamento che sono le Olimpiadi, per cui abbiamo molte strutture che stanno rivedendo, tra virgolette, quella che è la propria offerta per un nuovo tipo di far turismo. Però rispetto all'estate 19-20 non vedo molto di cambiato sul tipo di turismo, ecco. Sommato, lei dice, alla fine il turismo che frequenta le nostre zone più o meno si è mantenuto su quelle che sono le richieste degli anni passati e che vedono le strutture ricettive tutto sommato, insomma, a parte questi problemi, dicevamo, di manodopera, pronte a soddisfare tutte quelle che sono le richieste. Sì, direi proprio di sì, perché abbiamo sempre quella parte di alpinisti, chi viene per fare le ferrate, chi per andare per sentieri, chi per andare in bicicletta, i bike, mountain bike, diciamo che è sempre il solito. Abbiamo le famiglie con i bambini, abbiamo il turismo della terza età nelle zone più basse, quindi fino ai 1000-1200 metri. Ecco, è sempre quello alla fine il turista della montagna d'estate. Bene, allora vedremo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane. Insomma, le premesse per una stagione ottima, almeno su questo fronte, insomma, ci sono tutte e quindi vedremo insomma che cosa succederà su quell'altro versante invece della Marmolada, con queste criticità appunto che venivano segnalate anche dal sindaco di Roccapietro e sulla necessità soprattutto di mandare informazioni corrette. In modo particolare penso a tutti quei turisti, no, soprattutto stranieri, che giungono da lontano e che quindi magari, come spiegava il sindaco, non hanno nemmeno proprio ben chiare quelle che siano le distanze tra una località e l'altra e le aree interdette rispetto a quelle invece dove si può continuare tranquillamente ed in sicurezza ad andare. Grazie, allora io la ringrazio, Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a lei Marta, buon lavoro anche a lei, arrivederci a tutti. Grazie, un saluto. Noi ora apriamo nuovamente una parentesi di cronaca andando nel Carso e vi dicevamo prima di questo incendio che è divampato sul Carso, che si è avvicinato all'autostrada determinando la chiusura dell'autostrada A4. E quindi abbiamo in collegamento dalla nostra redazione di Trieste Marco Stabile. Marco, buongiorno.
Buongiorno Marta, abbiamo detto ieri è l'estate degli incendi su tutto il nostro territorio e puntualmente oggi ne è arrivato un altro che probabilmente è il più grosso del territorio tra Trieste e Gorizia. Come dicevi tu, le fiamme hanno lambito il casello autostradale dell'Isert, rendendo necessaria la chiusura dell'autostrada da Re di Puglia all'Isert stesso, il casello autostradale delle vacanze, tanto per farlo capire agli amici del vicino Veneto. L'ultimo pedaggio poi si va verso le coste dell'Istria e della Dalmazia attraversata Trieste. Ecco, proprio in quel punto le fiamme, il fumo hanno lambito le autostrade, hanno addirittura attraversato l'autostrada stessa, andando a innescare un altro focolaio dalla parte opposta della carreggiata. Ma un altro incendio è divampato a Doberdò del Lago, a meno di 1 chilometro di distanza, interessando invece la ferrovia, quindi chiusa anche la tratta ferroviaria Trieste-Monfalcone, passeggeri nella stazione di Trieste fermi in attesa di un treno che non arriverà, allestito ovviamente il servizio Pullman. Un terzo incendio è stato interessato, è stato segnalato questa mattina anche a Medeassa sul Carso triestino, quindi almeno 3 incendi questa mattina, però il problema più grosso è quello chiaramente legato alle fiamme, il fumo che hanno interessato l'autostrada. Chiuso quel tratto autostradale, chiuso la ferrovia, chiuso anche il vallone di Gorizia, ovvero la strada di collegamento che va da Monfalcone verso il capoluogo isontino, verso Gorizia. E proprio questo è il punto dell'incendio odierno, ovvero il fatto che interessi uno snodo diciamo così, di trasporti, un punto in cui tra ferrovia e autostrada passano tutti nello stesso lembo di terra e di conseguenza super lavoro per i pompieri, per i vigili del fuoco delle stazioni di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone, impegnati sul posto anche un paio di elicotteri per tentare di domare le fiamme. Purtroppo il vento ha ulteriormente alimentato i vari focolai e quindi sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e insomma erano scene veramente inquietanti al casello dell'Isert, perché si vedevano passare in direzione diciamo uscita dalla città i tir che praticamente scomparivano in una nuvola di fumo. La colonna di fumo è talmente alta che è visibile sostanzialmente anche dalla parte opposta del golfo, un po' come successe il giorno di Bibbione, quando noi da Trieste, dalla terrazza di Tele4, ci accorgemmo che c'era qualcosa che non andava dall'altra parte del golfo. Ecco, una cosa simile, però questa volta sul Carso triestino. Ecco, grazie allora Marco Stabile dalla nostra redazione di Trieste per questo collegamento. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi perché pesanti sono le ripercussioni sulla circolazione viaria e ferroviaria, l'avete sentito, anche della nostra regione, chiusa quindi l'autostrada A4 e interrotta la circolazione ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia. Noi andiamo ora a Venezia perché vedo che abbiamo collegato, e lo ringrazio per essere con noi, Simone Venturini, assessore al turismo. Buongiorno Assessore. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Torniamo allora a parlare di turismo. Venezia insomma esce da questo fine settimana della festa, caratterizzato dalla festa del Redentore, che ha visto un afflusso davvero molto importante di persone, no? Si è parlato di 100.000 solo per la notte dei fuochi, sistema di prenotazione che ha funzionato, insomma tutto sommato, anche se gli arrivi poi alla fine sono stati di più di quelli che erano preventivati. Come vi state quindi organizzando anche... Mi sente, Assessore? Sì, ecco, come vi state quindi organizzando, no? In vista di questo nuovo corso insomma per Venezia? L'impegno nostro è quello di fare in modo che la qualità resti alta e si intervenga sulla quantità in alcune giornate che possono essere particolarmente cariche di turisti. E quindi tutti gli eventi che stiamo proponendo sono eventi legati alla qualità, all'internazionalità e alla capacità di attrarre un turismo che resta più di qualche giorno in città, perché il tema della durata media del soggiorno fa la differenza tra un turismo che ha molte ricadute economiche e un turismo che ne ha poche. Il turismo giornaliero lascia poco alla città, il turismo pernottante lascia molto, e più notti si trascorrono a Venezia, più è incidente
la ricaduta sul territorio dal punto di vista economico e quindi anche lavorativo. Quindi il Redentore è stato sicuramente una buona prova, più in generale per gli eventi su prenotazione, non tanto per la prenotazione della città, che sarà un sistema completamente diverso, completamente più grande, completamente più complesso, ma sempre di più andiamo su eventi prenotabili al fine di garantire la massima sicurezza. Siamo ancora in una situazione di post-Covid in cui purtroppo ci sono ancora dei contagi e la situazione sul profilo sanitario non è tranquillissima, e quindi non possiamo neanche permetterci di ignorare questo fatto, e i settori prenotabili ci consentono di avere, se non altro, il controllo dei numeri e degli afflussi. Ma più in generale Venezia appunto è ripartita meglio di altre città, è ripartita con un turismo più profondo di altre città, e sono tornati anche gli americani, che sono un fatto nuovo e importante, perché dopo i 2 anni di Covid l'assenza degli americani e dei giapponesi è pesata molto, e quindi il ritorno degli americani è una buona notizia per noi e più in generale per il turismo veneto. Ecco, Venezia quindi come la Fenice, no? Avevamo visto durante il periodo del Covid, Venezia è stata la città che forse ha scontato maggiormente davvero gli effetti della pandemia e quindi del crollo degli arrivi turistici, peraltro diciamo anticipati anche dalla sciagura dell'Acqua Granda che aveva ulteriormente diciamo determinato e anticipato quello che poi si è verificato in seguito alla pandemia. Venezia ora è ripartita, forse appunto come lei sottolineava più rapidamente e meglio di altre, ma si trova, come dire, a dover affrontare quello che era stato il lato opposto del problema, no? La famosa invasione dei turisti. Ci state lavorando da tempo, ci state lavorando da anni e finalmente con questo progetto pilota, no? A livello mondiale state quasi per partire, no? La sperimentazione quando partirà e che cosa prevederà esattamente? Vogliamo spiegarlo anche a tutti coloro che ci seguono da casa, Assessore? Allora, il contributo d'accesso partirà il 16 gennaio 2023 e sarà un sistema semplice per l'utente, molto complesso nella sua realizzazione, ovviamente, essendo la prima città al mondo che lo mette in atto, e prevede che il turista che si reca in giornata a Venezia debba prenotare la sua visita e in base al giorno scelto per la prenotazione corrispondere un contributo. Se è un giorno in cui le prenotazioni sono già numerose, la tariffa, il contributo sarà più alto. Se è un giorno invece con scarse prenotazioni, il contributo sarà ovviamente più basso. Questo per indirizzare il turista giornaliero verso i giorni in cui la città è meno affollata e quindi crea meno stress al cittadino e lui ha una migliore esperienza di visita. Ci consentirà anche di sapere per tempo quanti turisti sono attesi quel giorno, quindi tra 3 giorni io saprò quasi al dettaglio quante persone sono attese a Venezia e in base a quello organizzerò i servizi ed eviterò i disagi. Però questo è solo un pezzo di un più grande mosaico di interventi che stiamo facendo per consentire sempre di più la ricerca di un equilibrio tra i residenti e le esigenze di noi residenti con quelle invece dei turisti giornalieri in particolare, perché sono quelli che creano un maggior attrito in alcuni momenti della giornata dell'anno rispetto ai diritti dei residenti, alle loro necessità, alla loro mobilità. Perché molti altri interventi li stiamo facendo sul fronte del commercio e quindi la lotta alla cosiddetta pacottiglia, molti altri interventi li stiamo facendo nell'ottica anche di attrarre nuovi residenti con nuove funzioni anche lavorative, perché non basta dichiarare di volere nuovi residenti se poi questi residenti non trovano un lavoro o un lavoro che sia corrispondente alle loro aspettative, e più in generale anche interventi che trovino finalmente una regolamentazione e un equilibrio senza ledere i diritti di nessuno per quanto riguarda il tema della locazione turistica breve, cioè il fatto di molti appartamenti destinati al mercato turistico senza che però i comuni possano regolamentarne le modalità e soprattutto le quantità. Quindi ci sono molti movimenti. E in questo c'è anche una novità, mi scusi, una novità legislativa, no? Proprio della settimana scorsa che ha fatto anche molto discutere, no? Per il ruolo che potrà avere il Comune di Venezia. Esatto, mi riferivo a questo perché Venezia ha ottenuto la possibilità di iniziare a regolamentare
Ovviamente ci sono tanti interessi in gioco, il nostro approccio è di grande volontà di trovare una sintesi tra questi interessi in gioco senza voler ovviamente penalizzare alcuno, e soprattutto puntiamo a distinguere le persone che affittano un appartamento in qualche modo per arrotondare il bilancio familiare e consentire di avere un tenore di vita tale per cui possano continuare a risiedere in città, rispetto invece a una grande operazione speculativa che può fare un fondo internazionale o un privato con residenza in paradisi fiscali o in altre città europee, che compra interi palazzi residenziali, li svuota e di fatto fa degli hotel surrettizi, dei surrogati di hotel senza pagare le tasse per hotel. Quindi proveremo a metter mano, sapendo che in questo caso saremo i primi, quindi come per il contributo d'accesso starà un po' a noi aprire la strada, e quindi chi è pioniere fa sempre più fatica e sempre più è esposto anche alle critiche. Però ecco, noi veniamo da un paese e da una città in cui negli ultimi 40 anni insomma si è cercato di galleggiare, di fare il meno possibile per non scontentare nessuno. La nostra amministrazione invece sente la responsabilità di agire, di fare qualcosa, sapendo che ogni volta che fai un comitato contro, un esposto al TAR, un ricorso al TAR, un esposto all'Unione Europea o dei movimenti contrari, li otterrai sempre. Però ecco, il nostro paese, così come la nostra città, non è più nelle condizioni di attendere i prossimi 30 anni prima di fare alcune scelte. Ecco, sarebbe irresponsabile da parte nostra. Ecco, ritornando alla questione del contributo d'accesso, Assessore, come avete intenzione di regolarvi nei confronti dei veneti? Perché parlavamo dei turisti, per un turista diciamo che viene da altre regioni d'Italia piuttosto che dall'estero è abbastanza come dire, semplice pensare di prenotare, di organizzare, di pianificare la propria vacanza e quindi la propria visita in città. Ma Venezia è anche il capoluogo della nostra regione, della regione Veneto, e quindi ci sono tantissimi veneti che per ragioni diverse frequentano la città di Venezia, vuoi perché è sede degli uffici regionali, del tribunale, della Corte d'Appello, quindi di tante istituzioni che devono essere in qualche maniera aperte ai cittadini, no? In questo caso come funzionerà? Perché questo se lo stanno chiedendo in molti nelle province limitrofe. Allora, è giusto che i telespettatori sappiano che noi siamo in fase di discussione del regolamento, che oggi in commissione consiliare, seguiranno altre commissioni nelle prossime settimane per arrivare all'approvazione definitiva a fine agosto del regolamento, e poi seguirà un'ulteriore delibera di giunta che declinerà in maniera più puntuale e ancora più precisa modalità, soglie, contributi, tariffe e esenzioni. Quindi i principi generali che sono contenuti nel regolamento oggi in discussione danno alcune linee guida che poi saranno ulteriormente precisate, quindi da qui a un mese ci rivedremo e potremmo essere ancora più precisi, perché sarebbe irrispettoso da parte mia nei confronti del Consiglio Comunale, che poi deve approvarlo, dire quello che stanno discutendo in questi momenti in Commissione. Quello che possiamo dire che è già contenuto nel regolamento che la Giunta ha approvato è l'idea di essere il meno invasivi possibile e il meno rompiscatole possibile nei confronti degli utenti, e quindi sarà molto semplice, basato molto sull'informatica, e per chiunque sia un lavoratore pendolare non dovrà registrarsi ovviamente di volta in volta, e chiunque si reca per lavoro non dovrà registrarsi di volta in volta, chiunque si rechi dal Veneto a Venezia anche per ragioni turistiche non dovrà pagare alcunché, salvo alcuni giorni in cui la città sarà estremamente carica e quindi si renderà necessario in qualche modo scoraggiare chiunque a visitarla in quei giorni. Penso a alcune giornate, poche all'anno, in cui la città veramente non può ricevere più turisti, più visitatori, perché sarebbe veramente complesso. Però in generale il principio è rompere le scatole il meno possibile, e quindi fare in modo che l'utente che si deve recare a Venezia, soprattutto e anche per ragioni sanitarie, abbiamo anche l'ospedale, lavorative o in visita ai parenti al cimitero,
o semplicemente anche per ragioni appunto di lavoro, possa farlo senza perdere le ore a compilare moduli o mettere timbri, nulla di tutto questo. Poi nel penso dettaglio anche alle ragioni affettive nei confronti della città, no? Ci sono moltissimi nati a Venezia o nella terraferma che ora vivono in altri luoghi, che però magari appena possono, per ricaricarsi le batterie, no? Certo. Vengono... Anche per trovare i genitori anziani o la mamma anziana, quindi è evidente che ci stiamo muovendo in un ambito molto complesso, è evidente che il nostro scopo è non penalizzare nessuno. Quindi insomma quanto ci vorrà ancora per conoscere i dettagli, Assessore? Guardi, adesso le commissioni consigliari stanno esaminando il regolamento proprio in questi minuti, mi sono staccato un attimo per salutarvi e per darvi questi aggiornamenti e adesso rientrerò in commissione, dopodiché presumo che altre 2 settimane di discussione in commissione siano necessarie e il regolamento approderà in Consiglio Comunale a fine agosto alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale e quindi essere approvati insomma a settembre. A settembre poi partirà anche la delibera di giunta che declinerà puntualmente le cose e la piattaforma sarà operativa da ottobre. Quindi tutti i dettagli a settembre saranno tutti quanti conoscibili. Bene, allora con questo cronoprogramma avremo modo di aggiornarci più avanti. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Assessore, una buona giornata e un buon lavoro a Simone Venturini, Assessore al Turismo del Comune di Venezia. Un saluto, grazie. Grazie Assessore, saluti. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Telespettatori di Antenna 3, eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare della siccità che sta diventando sempre più drammatica e problematica anche nella nostra regione. Irrigazione razionata in molte aree. Sentiamo che cosa accade negli oltre 50 comuni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. L'emergenza idrica si aggrava di giorno in giorno e i consorzi di bonifica sono costretti a provvedimenti mai intrapresi prima. Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, è presidente della consulta dei comuni che fanno parte del consorzio Acque Risorgive, un territorio di oltre 100.000 ettari suddivisi in 3 province. Ho convocato tutti i 57 sindaci che fanno parte del consorzio di bonifica proprio per parlare di questo problema, un problema grave, senza precedenti. Abbiamo il 15% del territorio del consorzio che riguarda una grossa parte della provincia di Treviso, una grossa parte della provincia di Venezia e anche della provincia di Padova. Ecco, nel 15% di questo territorio il consorzio non riesce più a garantire l'irrigazione. Una situazione destinata a peggiorare e che sta richiedendo interventi drastici, con il consorzio che in questo momento garantisce solo 2 dei 5 turni di irrigazione necessari alla crescita delle colture. Per la prima volta nella storia addirittura il consorzio ha deciso di fare una scaletta e dare in maniera scaglionata l'irrigazione. Molti raccolti sono già rovinati. L'altro problema importante è che il livello nelle falde si sta abbassando sempre di più con tutte le conseguenze del caso. L'appello che faccio ai cittadini è di porre massima attenzione nell'utilizzo dell'acqua, della risorsa idrica. Nel breve periodo, finché persisterà l'emergenza, ognuno è chiamato a fare la propria parte, ma nel medio termine occorre mettere in atto soluzioni strutturali per accumulare l'acqua. La Regione ha messo in campo la costruzione di grandi bacini che serviranno a raccogliere acqua quando ce n'è troppa, perché abbiamo questo problema nel momento delle grandi piogge, insomma, di dover smaltire l'acqua. Servono dei bacini per raccoglierla e bacini che poi diventano utili in questo momento dove c'è bisogno invece di acqua per irrigare. E la siccità mette a rischio anche il funzionamento dell'inceneritore di Padova. Canali padovani sempre più in secca, la siccità ora minaccia anche la gestione dei rifiuti cittadini. Se la situazione del Piovego e del Bacchiglione infatti non migliorerà nelle prossime settimane, il Comune di Padova dovrà adottare nuove misure per contenere l'impiego dell'acqua e questo potrebbe avere conseguenze proprio sul funzionamento dell'inceneritore di San Lazzaro.
Stiamo monitorando il livello dell'acqua anche sul canale San Gregorio Piovego, canali che danno approvvigionamento di acqua all'inceneritore per il raffreddimento del sistema di incenerimento. Ad oggi c'è ancora acqua. Se però nei prossimi giorni continuerà a non piovere, bisognerà spegnere l'inceneritore e attuare delle politiche di emergenza per i rifiuti, ovvero portarli in discarica a Sant'Urbano. I livelli di acqua si sono ulteriormente abbassati, come testimonia la situazione del tronco maestro del Bacchiglione, che si è ridotto ulteriormente creando una spiaggetta di fango. Sempre meno fauna è rimasto in questo angolo della città, di solito popolato anche di anatre e oche. Prosegue l'azione del comune e della polizia provinciale, che stanno togliendo i pesci dal canale per evitarne la morte per mancanza di ossigeno. Con gli altri enti siamo in costante aggiornamento perché la situazione di secca è così grave che abbiamo capito che anche se nei prossimi giorni pioverà, ci sarà un po' di ossigeno, ma ci vorrà un lungo periodo per poter uscire effettivamente da questa emergenza. Per cui anche in questi giorni, dopo che le piogge di 10 giorni fa hanno dato un po' di ossigeno, abbiamo continuato in questa attività di monitoraggio e spostamento perché sapevamo che prima o poi si sarebbe tornati in una situazione come questa. Effetti drammatici della siccità anche nel Vicentino, a Brendola e Sarego. I sindaci chiedono un confronto con il prefetto, la situazione è drammatica, dicono, sentiamo. Siccità che mette in ginocchio l'agricoltura e i sindaci di Brendola e Sarego prorogano l'ordinanza già emessa che impone il divieto di irrigazione con attingimento dal fiumicello Brendola fino a prossima revoca. Tavolo tecnico con il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, con la polizia provinciale, le associazioni di categoria del settore agricolo, dal quale emerge che la crisi idrica resta drammatica. È emerso che il livello del fiumicello Brendola è preoccupante, nel senso che dopo 5 giorni di divieto di irrigazione il livello non è aumentato, anzi è quasi diminuito. Quindi abbiamo predisposto un'altra ordinanza, eviteremo fino a nuovo ordine l'irrigazione dal fiumicello Brendola. Questo perché il flusso minimo vitale non è garantito in questi giorni a seguito appunto della continua siccità. Non solo, questi 5 giorni di stop obbligato non hanno portato al risultato sperato. La falda stessa, dalle analisi fatte oggi, è calata di un altro mezzo metro e quindi le risorgive e i pozzi che alimentano il fiumicello Brendola non stanno più alimentando in maniera considerevole il livello d'acqua. Il problema che si pone ora riguarda anche una questione di ordine igienico-sanitario e di salute pubblica, vista la quantità di pesce in sofferenza che popola il fiumicello e che potrebbe portare ad una moria di pesci da dover gestire. La guerra del Prosecco è fissata per mercoledì pomeriggio a Colle San Martino, una riunione dei produttori della DOCG Conegliano Valdobbiadene. Come gli incendi estivi si infiamma nuovamente il mondo del Prosecco, una realtà vicina al miliardo di bottiglie vendute, di successi costanti in tutto il mondo, ultimo l'aumento importante di importazioni nei feudi millenari della birra, con un più 127% a valore per i popoli del Regno Unito, Londra in testa. Facile capire quindi come questa gallina dalle uova d'oro, che ha cambiato economia ma anche paesaggio del Veneto, Marca Trevigiana in testa, faccia gola a molti. O che si siano ingrossate le file di chi è convinto che il mercato mondiale non debba essere affrontato disperso in 3 consorzi ma in un'unica denominazione. Ecco allora il codice di autoregolamentazione mandato ai 3 CDA dal Ministero, con 3 provvedimenti da controfirmare, quello che cancella il termine superiore alla DOCG Conegliano Valdobbiadene, che di fatto livellerebbe le colline alla pianura. Del fatto la DOC oggi in un comunicato ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Chi invece parla è quello che da sempre tutti indicano come il Savonarola di Valdobbiadene, convinto che il Ministero non si è mosso a caso. È semplice perché si è fatto tirare dalla giacca da quelli della DOC. Vorrebbero fare un prodotto Max Meyer, cioè un prodotto uguale per tutti. No, questo è impossibile perché, ripeto ancora, noi siamo il Conegliano Valdobbiadene Superiore DCG Prosecco e questo è il territorio che ha fatto la storia anche per questi signori qua, benché loro vorrebbero cancellarci sia a livello qualitativo, sia a livello di storia, sia a livello
di territorio. Questo non deve avvenire. Mi auguro che il signor Zanette e il signor Giavi si facciano un esame di coscienza e riflettano molto su quello che stanno dicendo e stanno facendo, perché noi non molleremo. La nostra identità è sacra. La sanità ora ci porta nel Vicentino perché è partita la medicina di gruppo a Torri di Quartesolo, struttura operativa che accorpa 4 medici di base per 6.500 pazienti. Attiva da oggi la nuova medicina di gruppo di Torri di Quartesolo in via Vicenza negli spazi di proprietà dell'amministrazione comunale, struttura che accoglie 4 medici di medicina generale e offre un servizio a più di 6.500 pazienti. Nata per garantire copertura estesa dal lunedì al venerdì in orario sia mattutino che pomeridiano ai pazienti che in caso di necessità e in assenza del proprio medico curante potranno contare su un altro medico. Qui sarà predisposto anche un servizio di infermieria e un call center dedicato. Abbiamo concentrato a Torri capoluogo tutti i medici che hanno accettato di far parte di questa medicina di gruppo. Rimane comunque un medico che ha deciso di stare nel suo ambulatorio a Marola. Diciamo che Lerino rimane, fra virgolette, sguarnita. Per ovviare a questo noi abbiamo comunque proposto da tempo un servizio di trasporto per le persone che ne abbiano effettivamente bisogno per fare le visite. C'è un trasporto gratuito, basta chiamare i servizi sociali del comune. Spostata invece la Guardia Medica a Vicenza con l'obiettivo di fornire ai cittadini un servizio più strutturato e centralizzato. La medicina generale di Torri nasce per far fronte alla carenza generalizzata dei medici di base, accorpandoli da un lato per una presa in carico dei pazienti, molti dei quali erano stati costretti a trovare un medico altrove, dall'altro per permettere ai medici di lavorare con il supporto amministrativo e degli infermieri. 8 i medici di medicina generale presenti fino allo scorso anno a Torri, ora rimasti in 5 a causa di pensionamenti e trasferimenti. Speriamo e abbiamo lo spazio per ospitarne un 6º, però non sono più gli 8 di prima e quindi diciamo che per il momento noi abbiamo garantito che non ci fossero altri medici che andavano via da Torri di Quartesolo. Se c'è qualche medico che è interessato sappia che c'è un ambulatorio in più disponibile. In occasione dei 30 anni della strage di Via D'Amelio, a Limena si ricorda il giudice Borsellino con uno spettacolo teatrale e la testimonianza del magistrato antimafia Nicola Gratteri. 19 luglio 1992, 30 anni fa, la strage di Via D'Amelio, dove perdeva la vita il giudice Paolo Borsellino insieme a 5 agenti della scorta, una delle pagine più buie della storia d'Italia, che avveniva appena 2 mesi dopo un'altra strage, quella di Capaci, dove morì il giudice Falcone, la moglie e la scorta. Per non dimenticare e per ricordare l'impegno dei 2 magistrati, simbolo della lotta alla mafia, il progetto Impegnati insieme contro le mafie, insieme a Teatro Brescia, ha organizzato un evento nella Barchessa Comunale di Limena con un incontro con il magistrato antimafia Nicola Gratteri e a seguire lo spettacolo teatrale Borsellino. Oggi è proprio l'anniversario dei 30 anni dalla morte di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta e ci sembrava naturale costruire una serata da condividere con il pubblico. Dal 2017 portiamo in scena uno spettacolo che si chiama Borsellino. Noi come Teatro Bresci siamo molto interessati al teatro cosiddetto civile, quindi a seguire dopo la conferenza del dottor Gratteri ci sarà questo spettacolo con in scena Giacomo Rossetto. La presenza del dottor Gratteri non può che essere molto significativa, straordinariamente significativa proprio oggi. Gratteri è un magistrato in prima linea oggi nella lotta alla criminalità organizzata, anche egli è stato minacciato più volte di morte, soprattutto l'ultima minaccia risale a un mese fa circa, e dunque rappresenta forse oggi chi continua nonostante tutto ad impegnarsi per la legalità. Quindi sarà un momento molto importante. Appuntamento questa sera alle 20:45 a Limena, l'ingresso è gratuito. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, una buona giornata, arrivederci.